Rieccoci in diretta, mentre qua si confabula, si aprono trattative segrete. Allora, Fabio Chies, torniamo su Verona, perché poi il Busillis, diciamolo, chiamiamolo così, è proprio Tosi, no? Ed è l'appoggio anche di Forza Italia a Tosi. La scelta di Tosi, dell'appoggio di Forza Italia su Tosi, cosa potrebbe accadere in questa settimana? Perché poi è questo che ha un po' diviso il centro-destra, al di là di Tosi. Assolutamente sì, però in politica, come si diceva, può accadere di tutto. Alla fine bisogna guardare qual è l'interesse della città, bisogna mettere da parte i personalismi, quando arrivi al ballottaggio bisogna essere in grado di guardare i programmi e capire che i programmi vengono prima degli uomini. Cioè noi dobbiamo riuscire a capire cosa vogliono i veronesi e riuscire a dargli un governo stabile per gli anni a venire, perché se facciamo anche ragionamenti differenti ti troveresti un governo che comunque farebbe fatica a fare le scelte importanti. Noi amministratori oggi ci troviamo davanti un PNRR che comunque va portato a termine, delle cose fondamentali per i prossimi anni. Dobbiamo renderci conto che le scelte che facciamo oggi saranno importanti per il futuro dei nostri ragazzi. È un momento epocale, è un momento che non tornerà, dobbiamo riuscire a utilizzare bene i soldi che ci vengono messi a disposizione, ma soprattutto non dobbiamo sbagliare, e per non sbagliare dobbiamo avere governi forti. I governi forti si fanno con coalizioni forti, altrimenti avremo problemi che poi non riusciremo a risolvere e lasceremo città come Verona, che è una delle città più importanti del Veneto e d'Italia, senza una guida ben precisa e forte. L'autorevolezza oggi è fondamentale, ma lo vediamo noi sindaci, se non riusciamo a prendere decisioni in tempi brevi, veloci e navigando a vista, oggi non riusciamo a risolvere i problemi che abbiamo in città e soprattutto non riusciamo a cogliere le opportunità. Tornando sulla provincia di Treviso, devo dire che noi come Forza Italia siamo contenti tra l'altro di avere due sindaci nuovi che sono nel coordinamento provinciale, che sono Franco Bonesso a Trevignano e Emanuele Crosato a Cessalto. Devo dire che Emanuele tra l'altro è l'unico che è riuscito a sconfiggere un sindaco uscente, è un ragazzo bravissimo che avrà un grandissimo futuro in politica, perché come si diceva prima è capace di mediare, di tessere rapporti e anche di creare un grandissimo futuro per il proprio paese. Anche negli altri comuni devo dire che ci sono state scelte particolari, ma questo lo sappiamo tutti, quando lavoriamo a livello locale non è facile sempre passare sopra i personalismi, perché vediamo coalizioni abbastanza bizzarre ogni tanto. Ecco, ma non è questo, ve lo chiedo a tutti quanti, non è questo che poi fa disamorare la gente e che non va a votare? Ma no, guarda, assolutamente questo? No, te lo dico perché... Cose che non capiscono, perché poi magari... No, soprattutto nelle grandi città... Può essere molto più semplice di quello che si pensa. No, ma nelle grandi città dove parliamo... E la politica ha un peso e deve avere un peso, perché nelle grandi città noi dobbiamo avere collegamenti con i livelli regionali, nazionali, ma nei piccoli paesi non possiamo prescindere dalle persone. Noi abbiamo visto quello che è successo a Casale. A Casale le coalizioni sono state abbastanza bizzarre, ma come in altri comuni, ma poi come ha detto Mario è la gente che sceglie. La gente capisce poi chi ha l'amore per la propria città, chi mette in gioco se stesso, la propria famiglia, la propria squadra, per cui le dinamiche nei comuni più piccoli dove tra l'altro non c'è il ballottaggio, perché ci si gioca tutto primo turno, sono dinamiche abbastanza particolari e io devo ringraziare tutti coloro che si candidano a sindaco, da qualsiasi parte politica arrivino, perché oggi candidarsi a sindaco nei comuni di quelle dimensioni vuol dire proprio amare il proprio paese, amare la propria gente e sacrificare tanto della propria vita personale, perché poi la gente in un momento di difficoltà come questo ti viene a suonare a casa. Il grosso problema che noi avremo nei prossimi mesi, io continuo a ripeterlo, è la grande forbice che c'è tra il costo della vita e i salari. Noi abbiamo un costo della vita che è impazzito, ce ne accorgiamo con i servizi sociali, col lavoro che hanno e l'avranno sempre di più, perché il premio Nobel dobbiamo darlo a chi con 1.100 euro arriva a fine mese, questa è la verità con cui ci confrontiamo oggi. I sindaci oggi festeggiano chi ha vinto, ma hanno delle belle gatte da pelare per i prossimi mesi, quindi lo fanno consapevoli, perché poi la partita del PNRR, ma poi tutte le problematiche che abbiamo visto. Vorrei concentrarmi un secondo su Padova. Fra poco sentiremo anche le parole del segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che fa un po' la disamina a tutto tondo del voto di oggi. Però insomma Padova è il Giordani bis. Allora Zorzi, partiamo proprio da lei. Hanno detto insomma una partita partita forse persa in partenza da Peghin, non lo sappiamo, però di fatto è una vittoria schiacciante. Cosa sente di dire insomma, a Giordani e l'esame di questo voto importante per la città del Santo? I padovani hanno scelto di continuare con Sergio Giordani perché evidentemente sono rimasti soddisfatti del modo
di amministrare una città veramente complessa e difficile come Padova. In questi anni è sotto gli occhi di tutti, Padova è cresciuta come città, come infrastrutture, anche come senso di comunità, e questo lo si deve a Sergio Giordani e alla sua squadra. Il risultato, ripeto, di oggi dimostra che la strada è quella giusta, e sono convinto che per i prossimi 5 anni Giordani andrà avanti su questa strada, cercando di rafforzare ulteriormente un programma di azioni estremamente efficace, soprattutto alla luce di quelle che sono le sfide che diceva anche il sindaco di Conegliano in merito a quella che è la fase che stiamo vivendo anche di crescente domanda sociale. E in una città come Padova dare una risposta a questa crescente domanda sociale, una risposta in termini concreti, non propagandistici, credo che sia il risultato e il senso stesso dell'impegno politico di una coalizione come quella appunto di Sergio Giordani. Intanto vi ricordo che al 340-321-8806 potete mandare i vostri messaggi sia sms che WhatsApp. Mario Conte, Padova dà un verdetto, insomma è chiaro che mancano ancora diverse sezioni, ma il verdetto è quello, è un verdetto che immagino potesse aspettarsi, però tanto si è ragionato, col senno di poi ovviamente è facile parlare, ma tanto si è ragionato sul candidato poi scelto dal centrodestra, all'interno della stessa Lega poi si è discusso sulla figura, peraltro una figura importante, una figura di imprenditore molto conosciuto, però insomma proprio nella Lega qualcuno non era proprio d'accordo. Si è scelto così, è stata la scelta giusta? Ma credo che, insomma, come diceva Zorzi, i cittadini di Padova hanno scelto la continuità dell'amministrazione Giordani, che evidentemente ha amministrato bene. Noi abbiamo puntato su una figura che potesse assomigliare a quelle caratteristiche, quindi un imprenditore che arrivava dalla società civile, una bravissima persona che tra l'altro ci ha messo anima e cuore in questa campagna elettorale, e lo ringrazio perché è stato sotto gli occhi di tutti l'impegno che ci ha messo, la sua professionalità, le sue qualità, però evidentemente i padovani hanno scelto di dar continuità a quel mandato di Giordani, che comunque soprattutto negli ultimi periodi aveva portato a casa dei risultati anche da un punto di vista mediatico certamente molto importanti. Però il ringraziamento, consentitemi di farlo, ha ragione Fabio quando dice tutti coloro che decidono di candidarsi a sindaco oggi meritano un grande applauso, in particolare chi vince ma anche chi perde, perché comunque metterci la faccia su una campagna elettorale in un periodo dove la fiducia nei confronti della classe politica è in grande calo, perché abbiamo visto i dati delle affluenze che sono decisamente preoccupanti, e credo che qui poi, indipendentemente da chi ha vinto, chi ha perso, una riflessione i partiti devono cominciare anche a fare, perché evidentemente qualcosa bisogna cambiare, no? Per attirare un po' di più l'attenzione delle persone. Però dico, a Padova io credo che sia stato fatto il massimo, poi potremmo star qui a dire se candidavamo Tizio o Caio forse andava un po' meglio, forse andava un po' peggio. Io credo che in questo momento, con le condizioni di Padova e con il lavoro che ha fatto Sergio Giordani, chiunque si fosse candidato avrebbe comunque avuto una partita molto complicata. Questa secondo me è la verità, quindi io ringrazio Francesco Peghin. La scelta è stata quella di puntare a una figura che potesse da un punto di vista strutturale somigliare a Giordani, quindi imprenditore contro imprenditore, persona apprezzata della società civile contro una persona apprezzata della società civile, poi ha vinto la continuità. De Carlo, forse un errore, ovviamente col senno di poi siamo tutti bravi, forse è stato un errore anche forse replicare il modello Giordani, era meglio forse andare con un politico collegato a un partito? Domande che si fanno ovviamente, perché Giordani aveva vinto con un politico collegato a un partito la volta prima, era Massimo Bitonci, quindi non credo che sia la formula. Non si può dire dopo, usando il senno di poi, sono tante le cose. Io quello che mi sento di dire anch'io, unendomi a quello che dice Mario, è di ringraziare Francesco Peghin, che probabilmente era l'uomo giusto al momento sbagliato. Perché in un momento in cui Giordani da uscente aveva comunque costruito sul territorio anche in maniera trasversale, ricordo che è stato eletto anche con tanti voti del centrodestra, quindi non ci nascondiamo. Ha governato 5 anni, ha governato in maniera
importante, ha consolidato la sua vittoria e quindi Peguin si trovava davanti a una condizione difficile, tant'è che Giordani è uno dei pochi che al primo turno sfonda e vince. Però a Peguin non possiamo dire nulla, insomma Peguin si è messo a disposizione, lo ha fatto tra l'altro con una garbatezza e una nobiltà d'animo che gli deve essere riconosciuta anche per gli atteggiamenti che ha sempre avuto, e quindi grazie Peguin e onore a Peguin, che ha perso sì, ma non ha certo perso la faccia e si è comportato bene in campagna elettorale. Torniamo a Belluno perché vedo Tiziana Bolognani di nuovo collegata in diretta. Tiziana, a te. Sì, siamo di nuovo qui, sempre davanti alla scolteria di Oscar De Pellegrin. Questa volta il nostro ospite è il commissario provinciale della Lega per Salvini di Belluno, Franco Gidoni. Gidoni, allora, come giudichiamo questo risultato? Che per il momento deve essere ancora validato. Ecco, una cosa che dobbiamo dirvi è che nonostante le urla di gioia, nonostante oramai sia pressoché certa la vittoria di Oscar De Pellegrin al primo turno, dobbiamo aspettare la validazione dei dati della prefettura e quindi siamo ancora in silenzio. Metà del guado. No, diciamo che i dati oggi danno l'elezione di Oscar al primo turno, non c'è più necessità di andare a ballottaggio e questo ci rende molto contenti, è il premio di un lavoro fatto in quest'ultimo anno nella condivisione di un percorso, nell'arrivare a un comune sentire, condividendo un programma, una squadra, e quindi diciamo che c'è tutta così la soddisfazione di un lavoro che vede oggi il suo compimento, che ha individuato nei candidati civici, e qui allargo il ragionamento a Feltre, perché anche a Feltre in questo momento mancano pochi seggi, ma pare che anche la candidata Fusaro, anche lei espressione civica sostenuta dai partiti, sia avanti rispetto alla compagine del sindaco uscente, del centro-sinistra, del sindaco uscente. Probabilmente a Feltre si andrà a ballottaggio, ma anche questo è un segnale, e tra l'altro è un segnale anche di cambiamento. Centrodestra avanza in maniera consistente, soprattutto se il progetto è condiviso, se le forze sono unite. Ecco, ed è molto importante ribadire questo concetto, perché quanto è accaduto a Belluno è di fatto ciò che sarebbe dovuto accadere nelle altre province, dove invece il centrodestra si è presentato diviso. A Belluno è accaduto invece il contrario, perché è stato il PD a dividersi. Sì, no, questo d'accordo, però devo anche dire che qui si è trovata una sintonia fin da subito, no? Non siamo Era un anno che ci lavoravate. Era sì, più di un anno oggi, e quindi insomma ci abbiamo creduto, non è stata un'alleanza degli ultimi mesi, non è stato così un percorso dove ci siamo ritrovati all'ultimo, e questo ha permesso anche nei confronti dei cittadini di costruire un progetto, noi pensiamo, credibile per il futuro della città. Insomma, credo che il candidato del Pellegrin, che noi chiamiamo Oscar ovviamente perché siamo così Lo avete anche consegnato un Oscar poco fa. Sì, gli abbiamo anche consegnato la statuetta, e quindi siamo convinti che anche che la città abbia capito che non c'è solo un'alleanza di un giorno che serva solo per arrivare al giorno delle elezioni, mettere qualche bandierina e da domani ognuno per la sua strada. Da oggi si comincia un percorso che ci vede proiettati ai prossimi 5 anni, con alcune idee secondo noi valide per il rilancio della città. Insomma. Ecco, invece sul fronte dei voti di lista, la Lega conferma il risultato che aveva ottenuto nella precedente tornata? Ma guarda, siamo a metà, facciamo fatica a avere ancora i voti di lista, nel senso che ci arrivano dai seggi. La cosa che abbiamo chiesto subito era il voto del sindaco, giusto per capire ovviamente, e quelle delle liste stanno tardando un attimo, ci sono alcuni seggi che sono in ritardo, ma insomma noi confidiamo ovviamente di stare sopra il 10, riconfermando quello che era stato ovviamente il risultato delle amministrative di 5 anni fa. Insomma, devo dire sinceramente come
come Lega che ovviamente non abbiamo in questo momento quello sprint che abbiamo avuto nelle europee nel 2018, quindi ci va bene così, è un buon punto di partenza, un buon punto di crescita e di rilancio dell'attività del partito. Dico anche che siamo presenti, condividiamo i buoni risultati anche in altri comuni della provincia, cito Tambre, cito Falcade, dove nelle liste ci sono comunque consiglieri di riferimento e quindi insomma diciamo che non ci lamentiamo. Ecco, già che mi commenta questi comuni, mi commenta anche il risultato clamoroso che è di Cortina? Beh, clamoroso non lo so, nel senso conoscendo le dinamiche del paese Cortina fa un po' a sé, conta molto la presenza dell'Ampezzo, la presenza delle famiglie storiche, delle regole, cioè c'è un mondo suo, è chiaro che c'erano anche più candidati. Ce n'erano 4, tutti validi, il sindaco uscente Lorenzi che aveva già maturato una propria esperienza, c'era il rientro di Roberto Pompanini che non è uno sconosciuto sulla piazza di Cortina, c'era la De Zanna che comunque rappresenta un'area che ha il suo consenso e quindi era un po', la questione era tirata, la gara era sicuramente, siamo in clima di Olimpiadi, era una competizione tesa e insomma come tutte le cose, come si suol dire, vinca il migliore e da qui si riparte. Grazie, ti restituisco la linea, Nicola. Grazie, allora Tiziana, poi ci riaggiorniamo dopo per darci un risultato, un altro aggiornamento. Io da diciamo ufficialità abbiamo un De Pellegrin al 50,78% con 19 sezioni su 34 e abbiamo detto Gianluca Lorenzi sindaco a Cortina, batte dunque il sindaco uscente Gianpietro Ghedina. Allora abbiamo detto ecco, queste sono le sezioni diciamo ufficiali, 19 sezioni su 34, però chiaramente la nostra Tiziana Bolognani insomma e poi chi è lì ha il trend anche delle sezioni successive, quindi si sta dicendo proprio in questi minuti di una vittoria di De Pellegrin al primo turno, ma dobbiamo ovviamente avere un aggiornamento, una certificazione di questo. Prima però non è ancora certificato, ma è certo che ha vinto Sergio Giordani a Padova, l'abbiamo detto prima. Sentiamo l'analisi del voto non solo su questo con il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, che è stato raggiunto dal nostro Federico Fusetti davvero qualche minuto fa. Sentiamo le sue parole. Risultato positivo a Verona, risultato positivo a Padova e il nuovo corso già del segretario. Beh, insomma, diciamo che questi risultati a Padova e arrivare al ballottaggio a Verona ci incoraggiano sul fatto che stiamo facendo un lavoro positivo e che dobbiamo continuare a fare mettendo al centro le nostre proposte sulla sanità, sui servizi pubblici, sull'autonomia, sull'impresa e la nostra capacità di fare unità con le altre forze politiche e civiche che possono riferirsi al centro-sinistra. Quindi cosa si può vedere in queste due città del nuovo corso del PD regionale? Innanzitutto devo dire che quella di Padova è una grandissima soddisfazione perché Sergio Giordani viene confermato sindaco e se lo merita per il lavoro che ha fatto, per la passione, per l'equilibrio che ci ha messo e se lo meritano anche i padovani, cioè di avere un sindaco capace che possa continuare a fare il lavoro e a far crescere Padova dal punto di vista economico, turistico, culturale. A Verona Damiano Tommasi ha suscitato una voglia di cambiamento e rafforzato da una sua grande credibilità personale, da una capacità di parlare all'intera città e di guardare al futuro, ad una Verona più inclusiva, più moderna, più aperta e quindi guardiamo al ballottaggio con grande fiducia. Poi ci sono tanti altri centri dove abbiamo ottenuto risultati importanti, a Mira si sta consolidando quello di Mirano, ad Abano e ci sono altri luoghi dove si va al ballottaggio. Non so ancora il risultato conclusivo di Tiene, ma eravamo molto vicini, Feltre, insomma un lavoro che deve continuare, per il quale non bisogna
ovviamente mai ritenersi soddisfatti, anzi avere l'umiltà di guardare avanti sapendo che quando si è fatto un po' di lavoro ce n'è sempre almeno il doppio da fare. Tommasi e anche Giordani hanno un po' ripetuto siamo civici, cioè quasi a voler un po' affrancarsi dei partiti. Lei come la interpreta questa cosa? Ma io interpreto che siano due personalità che hanno un forte radicamento con la città, e il PD è riuscito a essere un soggetto federatore di un'ampia alleanza, quindi abbiamo scelto le personalità migliori che avevamo, che c'erano, che si sono messe a disposizione, e non c'è nessuna contraddizione tra avere un candidato civico così forte che parla alla città ed essere sostenuto da una forza come il PD, che si dimostra essere poi il perno di queste coalizioni. Si può dire che in questo caso il Partito Democratico in particolare, è stato un po' un valore aggiunto per queste due figure? Beh, no, non me lo faccia dire a me, ma penso che loro sicuramente lo sono stati per tutti, e che tutti quanti ci siamo dati una mano perché il lavoro potesse essere fatto al meglio, e adesso bisogna guardare al futuro. Padova è alla prossima scadenza del ballottaggio a Verona, poi tireremo un po' i conti anche, faremo un po' i conti anche in vista delle elezioni regionali. Non c'è dubbio che la Lega mi sembra abbia un po' il fiato corto e che non è più quella forza in grado di costruire una coalizione di centrodestra che magari è in competizione con altre forze politiche, e quindi forse tanti anni di strapotere hanno tolto questa progettualità, e adesso vediamo se saremo capaci di fare essere questo il nostro tempo. Quindi potrebbe essere questo il prossimo obiettivo, la regione? Io dico il PD rinasce dalle città, da questo risultato. C'è ancora un grandissimo lavoro da fare, bisogna farsi trovare pronti alle prossime elezioni regionali con un programma, un progetto comune di un'alleanza di forze civiche, politiche, democratiche, progressiste, anche moderate, che possono avere nel PD un riferimento, come magari in questi anni l'hanno avuto in altri. Centrodestra a Padova è rimasto veramente schiacciato. Sì, è rimasto schiacciato, devo dire anche alcune uscite del centrodestra, anche negli ultimi giorni, si qualificano per quello che sono state, e che invece Giordani ha avuto la serietà, l'equilibrio, la competenza di guidare una coalizione vasta, ma soprattutto di interpretare l'anima dei padovani, e quindi di aver avuto il voto delle padovane e dei padovani. Ultima cosa, a Verona cosa si deve fare per vincere il ballottaggio? Adesso nei prossimi giorni bisognerà lavorare a questo obiettivo, sarà la coalizione di Verona, il candidato Damiano Tommasi, le veronesi e i veronesi a doverlo fare. Penso che ci si debba rivolgere a tutti quelli che ci hanno votato, chiedendogli di fare un ulteriore sforzo, penso che ci si debba rivolgere a quelli che non sono andati a votare, che si sono astenuti e che invece adesso magari possono dare un contributo in nome di questa voglia di cambiamento. Il voto di ballottaggio è anche un confronto tra due personalità, e Damiano ha dimostrato di avere una personalità molto forte, in grado di interpretare anche i veronesi. Spaccatura tra Sbuarina e Tosi può aiutarvi? Beh sì, la spaccatura, la rottura, tutto quello che è avvenuto nel corso di questi anni, però in questo voto anche un giudizio dei veronesi sull'amministrazione di Sbuarina, che si è visto tramite il voto. Ecco, mi sembra una rottura consumata, non credo recuperabile con accordi tra di loro. Questo lo vedremo e saranno i veronesi a decidere, io spero in nome del cambiamento. Allora così Martella, ho 3 minuti e poi lancio la pubblicità e poi cederò il testimone al direttore Luigi Bacialli. Come commentiamo queste parole, insomma, Conte? Poi Martella è andato anche oltre, ha parlato anche di regionali, insomma. Peraltro nel 2023 abbiamo anche la sfida di Treviso, volevo chiederle qualcosa, non so se avrò il tempo, forse lo chiederà poi il direttore, insomma, la sfida di Treviso che incombe. Allora, Conte. Ma sì, ho sentito ovviamente adesso in queste fasi ognuno fa la parte che riesce a trovare il lato positivo anche dove di positivo non c'è nulla, come Feltre, ha citato anche Feltre come grande risultato, insomma io non lo vedo esattamente un grande risultato, si è dimenticato di citare Belluno,
dove molto probabilmente perderanno al primo turno, e invece cita esaltando il risultato di Verona, che certamente per il centro-sinistra è un risultato importante al primo turno, però io prima di darla per persa per quanto riguarda il centrodestra Verona tenderei, perché poi sappiamo bene che non è che se Flavio Tosi darà indicazione di votare Tommasi, l'elettorato, quello che non ha un rapporto stretto con Flavio Tosi, si fa condizionare, sceglierà il candidato che più gli assomiglia da un punto di vista del credo politico, e quindi io sono convinto che quei 7 punti percentuali che oggi ci dividono si sposteranno su Federico Sboarina, e quindi se dovessimo rifare i conti con la conferma di Verona, con la conquista di Belluno, con la possibile conquista di Feltre, io credo che il risultato per il centrodestra sia assolutamente confortevole, fermo restando che Padova eravamo ben consapevoli che sarebbe stata una partita assolutamente complicata, quindi tutto questo entusiasmo francamente io, se fossi nel PD, non lo vedrei. Dopodiché il sogno di poter conquistare il Veneto è un sogno legittimo, sognare non è vietato a nessuno, men che meno al Partito Democratico, però vedere nella Lega un partito che non ha più molto da dire, ma poi nei risultati comunque essere ancora sotto alla Lega, pur definendola un partito che ha già dato tutto e non ha più niente da dire, quindi evidentemente credo che il Partito Democratico sia preso peggio. Per quanto riguarda Treviso ne parleremo tra un po'. Tra quanto? I tempi della politica sono molto ne abbiamo già parlato. Sì, ne abbiamo parlato, sappiamo che lei si candida ovviamente, ma insomma vedremo. Allora Zorzi, se vuole commentare quello che ha detto Conte. Ma in velocità, perché poi ci tenevo anche a dire 2 parole sulle elezioni in provincia di Treviso dal nostro punto di vista. Si è parlato da quando sono qui in studio di centrodestra diviso. È chiaro che secondo me le questioni se le devono risolvere loro, prima fra tutti il fatto di apparire uniti sul territorio e poi a livello nazionale essere chi in maggioranza, chi in opposizione, e sappiamo benissimo quanta attenzione il cittadino stia riponendo proprio a livello delle iniziative assunte dal governo, perché è lì che si cerca di dare una risposta a quello che sta succedendo nella vita quotidiana in questo periodo, in questa fase storica particolarmente delicata. Quindi è chiaro che il nodo è lì. Noi dal nostro punto di vista continuiamo con il nostro profilo di responsabilità e di affidabilità. Credo che in provincia di Treviso, ad esempio, siamo riusciti anche a trasmettere un po' questa idea, questa visione anche politica, e devo veramente ringraziare in particolar modo Maria Rosa Barazza, che è riuscita a vincere contro il centrodestra unito a Cappella Maggiore, e Maurina Sessolo, che è riuscita a diventare sindaca di Fontanelle, riuscendo a vincere contro 2 candidati del centrodestra, ma lì anche uniti comunque non sarebbero riusciti a raggiungere il risultato del 53% di Maurina Sessolo. Quindi lì vuol dire che c'è effettivamente qualcosa che va oltre la semplice divisione delle forze politiche. Ci sono chiaramente dei giudizi che gli elettori esprimono nei confronti di un'amministrazione, e evidentemente da questo punto di vista a Fontanelle, così come negli altri comuni della provincia, siamo riusciti a esprimere una proposta politica dentro progetti civici più affidabile e più credibile rispetto ai nostri avversari. Su Casale invece mi permetto di dire una parola, insomma, dispiace perché il progetto civico che era stato costruito attorno alla figura di Lorenzo Biotti era un progetto civico che poteva effettivamente far fare il salto di qualità a Casale sul Sile. Dispiace che non sia andato a buon fine, noi ce l'abbiamo messa tutta, sono chiaramente contento anche dei risultati che si stanno sviluppando adesso con il calcolo delle preferenze. I nostri consiglieri, i nostri candidati sono insomma in procinto di diventare consiglieri comunali, quindi io mi auguro che quell'impegno che è stato messo anche dal punto di vista programmatico, di visione nella campagna elettorale a Casale possa continuare dai banchi dell'opposizione, ma con la stessa determinazione con cui è stata interpretata la campagna elettorale da Lorenzo Biotti. Benissimo, allora io lancio la pubblicità, al rientro lascio quindi il testimone al direttore Luigi Bacialli, il meteo e la pubblicità, e poi di nuovo la maratona elettorale. Buonasera, ben ritrovati, sono le 21:17, riprendiamo la linea della maratona elettorale che è iniziata oggi alle 14 con
Nicola Zanetti, tutti i risultati, i commenti, le reazioni, le opinioni, i collegamenti in diretta dalle 3 principali città in cui si è votato, cioè Verona, Padova e Belluno, e poi vedremo tutte le grafiche, credo a sto punto complete, verso le 22:30 circa, con tutti i dati di tutti i paesi in cui si è votato. 86 comuni del Veneto, quasi 1 milione di persone aventi diritto al voto in Veneto chiamate a votare. Come sapete, l'affluenza è stata molto ma molto bassa, e quindi con tutte le conseguenze del caso, le polemiche, i mea culpa, le autocritiche, lo scontro tra i partiti. Allora abbiamo anche i collegamenti ovviamente da Verona, da Padova, da Belluno in particolare, per fare il punto della situazione. Ricordo, insomma, clamoroso l'exploit di Damiano Tommasi a Verona, che andrà al ballottaggio con Federico Sbuarina. Si vedrà che cosa succederà in vista del ballottaggio. Si parla di possibili accordi con Tosi, che è il terzo della lista, e vedremo anche che cosa succederà a Padova. Anzi, cosa succederà a Padova? Ha già vinto, ha trionfato Sergio Giordani con quasi il 70% delle preferenze, e ovviamente polemiche anche qui sulla scelta del candidato Francesco Peghin per quanto riguarda il centrodestra. Allora fatemi sapere se abbiamo un collegamento pronto, e intanto presento gli ospiti in studio. Stiamo aspettando l'avvocato Crea. Rugin. Alberto Rugin di Più Europa, coordinatore provinciale a Padova. Ringrazio il presidente della provincia di Treviso e sindaco di Castelfranco. Grazie, Stefano Marconi. Grazie Presidente, bentornato. Andrea Zanoni del Partito Democratico in Consiglio regionale. Buonasera Zanoni. Vivian Moro, Veneto per le Autonomie. Buonasera, e grazie ancora al sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. Sindaco, grazie per essere rimasto qui. Ringrazio Nicola Zanetti che ha gestito questa prima parte, lunghissima prima parte, dalle 2 fino a poco fa. Allora io chiederei intanto a Zanoni, abbiamo sentito il segretario del Partito Democratico Martella parlare di questo exploit di Tommasi, ma anche l'exploit del Partito Democratico in altri comuni del Veneto. Ovviamente Martella ha impresso una svolta alla campagna elettorale, soprattutto puntando su temi su cui prima forse il Partito Democratico era meno sensibile, come l'autonomia e come la presenza sul territorio del PD. Allora è iniziata in qualche modo un'inversione di rotta rispetto all'egemonia del centrodestra? Oggi abbiamo visto i risultati dopo aver dato la parola agli elettori, quindi sono gli elettori che hanno deciso di premiare, nel caso di Padova, un sindaco uscente, ma premiarlo alla grande, perché il risultato è veramente considerevole. È un po' il risultato che ha fatto alle scorse elezioni su scala regionale il presidente Zaia. Qui lo abbiamo ottenuto in una città importante come Padova, e quindi un riconoscimento a quel sindaco e a quella giunta che evidentemente ha lavorato bene. Poi Verona è un altro dato quasi inaspettato, dove in una città governata da 20-25 anni dal centrodestra si presenta al ballottaggio un candidato, il nostro candidato del centrosinistra, con a mio avviso delle buonissime possibilità di essere eletto sindaco. Io sono molto felice tra l'altro di questo risultato, perché giusto a inizio della scorsa settimana ero stato a dare una mano per questa campagna elettorale e si respirava effettivamente un'aria di novità, mentre gli altri 2 candidati rappresentavano a mio avviso proprio la vecchia politica, il vecchio modo di fare, tra l'altro
rappresentavano anche importanti divisioni all'interno del centrodestra. Noi eravamo tutti uniti e con degli obiettivi e dei programmi chiari. Abbiamo bisogno di una svolta anche per le nostre città, abbiamo bisogno di città più sostenibili, più inclusive, dove si deve puntare alla qualità della vita, ai servizi, dove non servono più gli slogan, ma servono appunto dei programmi chiari, precisi, per rendere queste città più vivibili. Evidentemente sta andando nel dimenticatoio, per una serie di motivi vari, quella politica urlata, quegli slogan, quei cavalli di battaglia come, non lo so, lotta allo straniero, l'invasione, oppure le tasse. Abbiamo visto tutti che pagare le tasse è una cosa importante, lo abbiamo visto con la pandemia, la sanità pubblica serve, e poi serve anche che ci sia uno Stato che funzioni come ha funzionato in questo caso. Volevo aggiungere solo una cosa. Abbiamo dei tempi più stretti stasera. Sì, l'ultima cosa, per dire, l'autonomia in chiave Lega, che cosa avrebbe portato sotto il periodo della pandemia? Forse avremmo dovuto fare, è stato detto questo, il vaccino Sputnik di Putin, quindi probabilmente i cittadini cominciano a ragionare e questi sono i risultati a nostro favore. Allora ci colleghiamo con Belluno, dove c'è Tiziana Bolognani con un ospite. A te la linea Tiziana. Buonasera direttore, buonasera a te, ai tuoi ospiti. Allora vi faccio vedere in questo, siamo nella scolteria di Oscar De Pellegrini, vi faccio vedere i risultati che sono ufficiosi, chiaramente ancora non validati, ma sono i risultati che sono stati trasmessi dai rappresentanti di lista e che mostrano in questa colonna il numero di voti ottenuti da Oscar De Pellegrin. Questo invece è il dato 4.709 della coalizione del sindaco, candidato sindaco Giuseppe Vignato, e il 18% pari a 2.846 voti è invece il risultato ottenuto da Lucia Olivotto. Perché vi faccio vedere questi numeri e perché poi chiedo a Stefano Bozzi di farvi vedere quest'altro numero, che è 7.757, questo è la soglia del 50%, quindi stando a questi numeri qui Oscar De Pellegrin ufficialmente sarebbe già sindaco, ma ancora questo risultato è vero, Paolo Gamba di Noi con Oscar deve essere validato, ci sono Belluno e di tutti, porta pazienza, Belluno e di tutti, questo dato deve essere validato, tanto che alcuni colleghi si sono recati in questo momento a Palazzo Rosso per parlare con il segretario comunale per avere la certezza matematica di un dato che poi dovrà essere validato dall'ufficio elettorale della prefettura. Gamba, intanto come leggiamo questo dato e come leggiamo il risultato del centrodestra a Belluno? Diciamo che il risultato del centrodestra a Belluno è stato un buonissimo risultato. Noi pensavamo addirittura di non arrivare al 50%. In questo momento qui evidentemente la città di Belluno ha chiesto e sta chiedendo viva voi con i numeri, a gran voce, con i numeri, di cambiare e cambiare in meglio. È chiaro che questo per noi è un dato eccezionale. Ringraziamo le liste, ringraziamo i candidati e ringraziamo anche Oscar che si è messo a disposizione per la città. Senta, più volte durante questa lunga maratona elettorale che è partita questo pomeriggio per noi alle 14, proprio in concomitanza con l'apertura dei seggi, mi è capitato di parlare con suoi colleghi ai quali ho chiesto, che hanno, come dire, una lunga esperienza politica a Palazzo Rosso. Lei si è anche candidato sindaco. Io volevo chiederle che cosa ha notato di diverso, che cosa è accaduto quest'anno di diverso rispetto alle precedenti elezioni. Diciamo che le ultime elezioni del 2017 c'erano 7 candidati sindaci ed è chiaro che oggi invece c'erano 3 candidati sindaci, di cui uno della coalizione centrodestra e 2 della coalizione centrosinistra, perciò praticamente era già un pre-ballottaggio già in questo momento qui. È chiaro che la gente evidentemente ha visto in Oscar De Pellegrin e nelle persone che componevano la lista Belluno al centro, Noi con Oscar della Lega e la lista di Fratelli d'Italia, di avere veramente un cambiamento in questa città che ha necessità proprio in questo momento di cambiare regime e di acculturarsi anche dal punto di vista della
di trovare proprio quell'energia e quella voglia di cambiare, di dare un senso alla nostra città, che è la più bella città che abbiamo sicuramente oggi da poter dimostrare a tutta la gente di Belluno. Ecco, come dire, non è comunque la prima volta del centrodestra a Belluno. Direttore, se per te è sufficiente così ti restituisco la linea. Grazie molte Tiziana, grazie molte. Andiamo a Padova, vediamo cosa ci ha detto poco fa il sindaco uscente, riconfermato Sergio Giordani. Sentiamo. Per la giunta ci penserà da domani. Non so bene i risultati, ma faccio pensare. Non so esattamente i risultati, ancora so. Grazie. Non so i risultati. E un commento invece sull'altro candidato, su Peghin. Comunque com'è andato il centrodestra? Non lo so, non so i risultati. Si aspettava una vittoria così, diciamo, netta, sinceramente? No, non mi aspettavo, sono grato alla città. Grazie. Non so. Quindi ancora più convinto che quello che ha fatto in questi 5 anni, insomma, è piaciuto ai padovani? Hanno apprezzato, penso, ai padovani, quel lavoro che abbiamo fatto tutti insieme. Grazie. La priorità adesso, da domani, ma le dico i temi più importanti? Tutto, la città. Grande soddisfazione da parte di Sergio Giordani. Saluto e ringrazio anche Annalisa Nalin della segreteria nazionale di Più Europa. Buonasera Nalin, ben arrivata. Grazie. Allora, Sindaco Conte, grazie perché si è trattenuto qui in studio ancora per un po', e se vuole può restare fino a quando desidera. Ovviamente si parlerà molto della candidatura di Francesco Peghin all'interno della Lega e ci sarà, credo, un regolamento di conti tra coloro che volevano Francesco Peghin e chi invece proponeva altre candidature, cioè non l'imprenditore apprezzato, stimato, ma qualcuno che fosse politicamente molto più collaudato. Ma col senno di poi magari i ragionamenti sono tutti un po' più facili, nel senso che oggi abbiamo visto il risultato. Francamente la partita di Padova sapevamo che era una partita complicata. Giordani era evidente che comunque aveva lavorato bene negli ultimi mesi, come dicevo prima ha ottenuto dei risultati anche eclatanti da un punto di vista mediatico, con dei risultati certamente importanti per Padova, quindi la partita era complicata. Non vorrei deludere Zanoni, ma le percentuali del presidente Zaia, oltre al risultato di Giordani, ci sono 20 punti in più, però voglio dire, è un obiettivo che ci si può porre per il futuro. Si è dimenticato anche di citare Belluno e Feltre nel risultato straordinario del Partito Democratico, però evidentemente a lui piace raccontare soltanto le cose che gli fanno comodo raccontare. Però dico, noi la verità è che di fronte a un imprenditore che ha ottenuto risultati importanti nella sua vita professionale, che ha ben amministrato la città di Padova, la Lega aveva puntato su un profilo che potesse assomigliare da un punto di vista della statura a Giordani, quindi un altro imprenditore con degli ottimi risultati ottenuti nella sua carriera professionale nel mondo della società civile. Evidentemente non è bastato. Poi star qui adesso a discutere se era meglio una figura politica piuttosto che un imprenditore, voglio dire, probabilmente sono riflessioni che andranno anche fatte, ma non tanto sul candidato. Consentitemi di ringraziare Francesco Peghin perché ha fatto una campagna elettorale con grande impegno, mettendoci la faccia, mettendosi a disposizione dei cittadini giorno e notte. Più che altro dobbiamo cominciare a fare una valutazione se le nostre percentuali di partito nel Veneto del presidente Zaia in questo momento sono soddisfacenti o no, perché leggo delle percentuali che in alcuni casi sono un po' preoccupanti, al di là del risultato vinci o perdi il comune. Bisogna cominciare a fare un po' di analisi autocritica, di capire se la direzione che abbiamo preso come partito in Veneto è quella giusta o se serve qualche cambiamento. Io credo che per esempio il primo punto di confronto potrebbero essere certamente i congressi, dove la militanza e i sostenitori possono tornare ad esprimere quelli che sono i loro rappresentanti e cominciare un ciclo, ma senza andare in cerca di capri espiatori o di accusare qualcuno, semplicemente perché dopo una tornata elettorale
elettorale, si tira una linea, si fanno due conti, quello che è andato bene bisogna rafforzarlo, quello che è andato male bisogna cambiarlo. Allora, Presidente Marcon, si è visto anche stavolta però che quando il centrodestra va unito, e faccio il caso di Palermo, dell'Aquila e di Genova, si vince, il centrodestra può vincere. Quando ci si divide, come abbiamo visto a Parma e anche a Verona, spesso si lasciano sul campo molti feriti, no? Cosa ne pensi? Che l'analisi è corretta, il centrodestra unito vince 9 volte su 10, vediamo che in questa tornata elettorale laddove non è unito è andato al ballottaggio nel migliore dei casi. Bisogna fare delle riflessioni, oggi il nostro elettorato, la Lega, gli elettori della Lega forse sono un po' disorientati dal fatto che la Lega al governo con PD e 5 Stelle non è semplice far capire questa scelta di responsabilità che personalmente condivido, perché bisogna esserci per contribuire al cambiamento. Non ci fossimo saremmo qui all'opposizione a urlare i 420 alcune norme che siamo riusciti per certi aspetti a stoppare, mi viene in mente la patrimoniale, la riforma del catasto, insomma questioni che sono note. È difficile essere al governo, lo si è per senso di responsabilità. Nei territori poi, qui specialmente in provincia di Treviso, abbiamo visto che laddove si corre compatti si vince quasi sempre. Devo dire che anche in questa tornata elettorale sostanzialmente noi abbiamo mantenuto le posizioni, in alcuni comuni siamo andati anche in maggioranza. Il momento non è semplice oggi politicamente parlando, lo si evince soprattutto sulla scarsa affluenza. Questo è un elemento sul quale dovremmo tutti in qualche modo fare dei ragionamenti, perché quando si scende sotto al 50% anche in elezioni amministrative dove il sindaco è il front office del cittadino, è il responsabile, è colui che si mette a disposizione H24, si trova ad avere un cittadino su 2 che non è andato a votare. Questa è una riflessione che bisogna fare. Sotto profilo politico credo che un altro dato di cui si tende a parlare poco è la scomparsa a livello amministrativo del Movimento 5 Stelle. Poco era presente prima, oggi non c'è più. Questo è un elemento sul quale credo bisogna fare una riflessione. Non c'è perché non c'è mai stato a livello territoriale, o poco perché magari le figure con i quali i cittadini si confrontavano erano poche che ispiravano fiducia. A livello nazionale questa alleanza a geometria variabile, la chiamo io, sta facendo sì che il movimento sparisca, perlomeno nelle sue originarie intenzioni. Bisogna lavorare sempre, fare il sindaco non è semplice. Fare il sindaco e presidente di provincia lo è ancor meno, se mi consente la battuta, tanto per mettere in evidenza... Non stentiamo a crederlo, diciamo. Mettere in evidenza una delle norme più sbagliate che ci siano in Italia. Ricordo che la Lega non ha votato quel provvedimento. Ecco, tanto non lo dico a Zannoni, no. Ditelo. Allora torniamo a Padova, dove vedo Federico Fusetti collegato perché è in corso la festa di Sergio Giordani. A te, Federico. Buonasera ai telespettatori, sì, siamo in un luogo simbolo tra l'altro che è la Prandina, molti sapranno perché, e siamo con Andrea Michalizzi che è l'assessore uscente ai lavori pubblici, forse anche entrante, magari ora glielo chiediamo, ma soprattutto record di preferenze, davvero tante. E qual è il segreto? Ma io adesso non so dire qual è il segreto, un dato bellissimo che mette tanta gioia anzitutto, ma anche senso di responsabilità, perché sono contento che molta gente abbia sostenuto il mio progetto con Sergio Giordani, e quindi insomma questo ci impone di tornare dalla campagna elettorale, dove è stata davvero una esperienza straordinaria, fatta di incontri di tante persone che ci hanno raccontato tante cose, dai problemi ad aspirazioni di questa città. È stato davvero un grande carburante per ripartire per i prossimi 5 anni. L'altra cosa a cui penso sono i tanti cittadini che non hanno votato, e io penso che
la città è anche la loro e questa amministrazione ha il compito di riconnettersi sempre di più con il tessuto. Dobbiamo parlare anche alle loro idee, i loro problemi e riuscire a dare risposte anche a chi non si è sentito, che sono tanti, di andare a votare. Quindi... 1 su 2 in effetti sono tanti. Siamo alla Prandina, dicevamo un luogo simbolo perché qui il centrodestra chiedeva parcheggi, chiede tuttora parcheggi e invece c'è una festa. Cosa significa? C'è spazio per tutti? La Prandina è grande, questo è un angolo, il Cavalleggeri che tra l'altro è sempre stato aperto da tantissimi anni. Oggi con un'operazione bellissima patrimoniale, una permuta, abbiamo la possibilità con la prossima amministrazione, a questo punto col sindaco Sergio Giordani, di proseguire lì una progettualità che includa tanti servizi e tante opportunità proprio a ridosso del centro. Questa sarà uno degli spazi che farà fare un salto in avanti alla nostra città. Non le chiedo se lo sarà, ma insomma se potesse esprimere una preferenza, rimanere all'assessorato ai lavori pubblici è un suo sogno. Ma qui deciderà Giordani, insomma in questi 5 anni abbiamo avuto una grande squadra, tutte persone competenti, affiatate. Io sono sicuro che Sergio riuscirà anche con questo nuovo giro a ricostruire un clima altrettanto buono come quello, con le persone giuste. Ultima cosa, Federico. Vi aspettavate un dato così basso dal centrodestra? Ma noi ci aspettavamo, sentivamo un'area positiva in città. Quando abbiamo visto il dato dell'affluenza, insomma, almeno io sono andato a letto un po' con il pensiero che questo poteva dare anche dei dati imprevedibili, però insomma questo è il risultato che invece ha consegnato, quindi nel senso che la città ha comunque dato un segnale chiaro. Ma lo ripeto, noi dobbiamo essere l'amministrazione di tutta la città, di chi non ci ha votato e di chi non è andato a votare. Grazie ad Andrea Michalizzi, direttore, a voi. Grazie Federico, grazie anche a Michalizzi. Allora, vediamo il titolo del Gazzettino sul caso Verona, perché davvero al ballottaggio fra Tommasi 42% e Sborina 32,7% probabilmente nessuno l'aveva previsto, l'escluso è Tosi che sarà l'ago della bilancia. Vediamo cosa ha detto ai nostri microfoni proprio lo stesso Tommasi. Vediamo. Tommasi, vinto il primo tempo? No, aspettiamo la conclusione dei dati, ma sicuramente ci portiamo a casa questa fase storica per Verona in cui si aprono spiragli per un pensiero diverso rispetto a quello che è stato raccontato negli ultimi 15 anni. Lei se lo aspettava, è abituato immagino ai pronostici, ma stavolta? Ma i pronostici era di giocare una partita sulla carta non scontata e per noi sicuramente il risultato e soprattutto quello delle liste civiche in appoggio alla mia candidatura ci danno anche un segnale di cosa ha bisogno la città, di uscire dallo schema destra-sinistra e di parlare di Verona, e questo è quello che continueremo a fare, speriamo nei prossimi 5 anni. Ecco, spera in un apparentamento o qualcosa del genere con Tosi, si rivolgerà all'elettorato di Tosi, che cosa accadrà adesso? Ma che continueremo a parlare alla città. Abbiamo fatto capire chi siamo, cosa vogliamo fare per Verona, cercheremo di fare ancora meglio nelle prossime 2 settimane, dobbiamo parlare di futuro e come ho detto si parla di futuro in alternativa ad un passato anche recente che non ha soddisfatto e che secondo me andava un po' scosso per poter dare a Verona il luogo anche da un punto di vista mediatico, di posizionamento, di responsabilità che merita. Quindi deve essere una svolta netta? Ma netta, sicuramente è già stato fatto un grande passo in questo primo turno, perché nessuno si aspettava una reazione di questo tipo e ci sentiamo una grande responsabilità, perché adesso abbiamo nelle mani quello che potrebbe essere un girare pagina a Verona che si pensava fosse impossibile, invece si sta delineando come possibile. E si sente gli occhi della politica italiana addosso? Ma dall'inizio il mio impegno è stato attenzionato dai media nazionali, ma non solo il mio impegno, insomma anche quanto è successo nelle altre liste, nelle altre coalizioni, dove i giochi si sono fatti spesso a Roma per decidere chi appoggiare o chi portare come candidati, e credo che questo è un altro dei limiti
che Verona deve superare, deve pensare a sé, deve pensare alle proprie responsabilità nei confronti della città, e sicuramente l'attenzione è alta perché Verona deve avere questa attenzione, deve anche essere capace di chiudere le fila e pensare alla città e soprattutto avere una propria identità e una propria autonomia di pensiero. Intervista di Cristian Arboit. Allora, avvocato Crea, l'onorevole De Carlo poco fa qui durante questo speciale elezioni ha detto non c'è bisogno di andare a chiedere sostegni a Flavio Tosi perché chi è di centrodestra al ballottaggio voterà per Sbuarina, ha detto De Carlo. Pensa che andranno così le cose o curandosi il naso, come diceva una volta Montanelli, ci sarà un accordo magari non plateale, più sottobanco, perché diciamo chi ha votato Tosi a questo punto voti per Federico Sbuarina di Fratelli d'Italia? Tanto non posso smentire il mio coordinatore regionale perché sennò sarei passibile di provvedimenti disciplinari, però a livello di visione politica ritengo che la considerazione sia corretta. Intanto c'è da dire una cosa, intanto mi preoccuperei se fossi nel Partito Democratico delle parole, poi torno però sulla questione centrodestra a Verona, sarei molto preoccupato per il Partito Democratico dalle parole di Tommasi perché ho sentito dire che si è usciti e si deve uscire dalla logica partitica, si deve abbandonare quella che è l'alternanza destro-sinistra, quindi sarei un po' preoccupato per l'eventuale gestione amministrativa da parte di Tosi nella visione del Partito Democratico, dei partiti che lo sostengono. Il pericolo però ritengo che non si corra, perché se il centrodestra a Verona fosse stato unito, credo che sia stato abbastanza esplicitato e i numeri lo evidenziano, non ci sarebbe stato bisogno probabilmente neanche del ballottaggio perché si sarebbe vinto al primo turno. E l'elettore di centrodestra non è un elettore che è facile all'abbandono della linea politica e della visione di una possibilità di vincere quello che è una amministrazione anche laddove non ci dovesse essere un accordo da parte dei rappresentanti delle liste che hanno composto il primo turno. Quindi sono d'accordo con De Carlo che non sarà necessario un accordo formale, un apparentamento per il secondo turno, perché l'elettore di centrodestra è un elettore comunque coerente, la cui visione politica certamente lo porta o porterà a votare sicuramente per Sbuarina. Allora scusate, chiedo dei tempi un po' più brevi oggi rispetto al solito perché è la speciale elezioni e non è il classico talk a cui siamo abituati. Allora, prima di salutare il Sindaco Conte volevo sentirlo sulla questione del referendum su cui lei è stato molto duro, no, oggi Sindaco, cioè sul fatto del flop dei referendum sulla giustizia. Insomma, flop, comunque sono 10 milioni di persone che hanno espresso il loro punto di vista su un tema che è certamente complicato, su un tema che è stato silenziato dai media nazionali e che con la forza in particolare di un partito e quindi con la forza delle pagine social, dell'attività dei militanti sostenitori ha portato comunque a 10 milioni di persone che hanno espresso un loro parere. Io credo che il merito della Lega sia quello di aver cominciato ad aprire una discussione su un tema che è sacrosanto, molto tecnico, quindi magari anche difficile da spiegare alla signora Maria che da casa deve scegliere se esprimere sì o no al cambio che era previsto nel quesito referendario, però credo che è un buon punto di partenza. Quando abbiamo cominciato a raccogliere le firme avevamo già percepito che la partita sarebbe stata complicata e quindi io sono abituato a vedere il bicchiere mezzo pieno e vedo un buon punto di partenza su un tema che deve essere affrontato, perché troppe volte quando si parla di giustizia i cittadini hanno un sapore amaro in bocca, molte volte la rabbia prevale nelle discussioni, quindi è evidente che qualcosa da cambiare c'è.
probabilmente non era questo il momento perché non c'è stata la sinergia da parte di tutti e la condivisione da parte di tutti i partiti. Dispiace vedere francamente che ogni volta che si parla di referendum poi la partita diventa una partita politica per abbattere uno o l'altro leader, quindi si perde il focus del quesito e ci si concentra su altre dinamiche che poco hanno a che fare con la richiesta che era stata fatta. Speriamo che anche da questo punto di vista il Paese possa fare una maturazione e quando è ora di affrontare i temi così importanti si possano affrontare con serietà, con confronto e con il sostegno da parte di tutti i partiti. Sindaco, grazie molto per essere stato Grazie a con voi, noi. un saluto Grazie. a tutti gli ospiti e ai telespettatori. Adesso andiamo in pubblicità, un attimo ancora Sindaco, andiamo in pubblicità e poi torniamo con i nostri ospiti. Le vostre, se volete, SMS, WhatsApp, anche stasera potete scrivere come sempre sulle nostre reti e dire la vostra opinione. A tra poco, pubblicità. Di nuovo in diretta con speciale elezioni, maratona elettorale di Antenna 3 Nord-Est, iniziata alle 14, su Rete Veneta tutta la festa di Sant'Antonio. Di politica invece parliamo qua, vedo collegato da Verona e davanti all'arena illuminata Cristian Arboit. Cristian, a te la linea. Sì, direttore, buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Mi trovo in uno scenario ovviamente che si commenta da solo. Oggi a Verona è stata una giornata caldissima e non solo per le temperature, perché come hai ben raccontato c'è questo ballottaggio tutto sommato a sorpresa. Abbiamo parlato con i protagonisti tra poco, tra l'altro abbiamo sentito pochi istanti fa Flavio Tosi, andremo da Flavio Tosi per un commento, diciamo così, definitivo, per capire dove indirizzerà il suo elettorato, perché comunque il risultato di Tosi si sta profilando come un risultato comunque importante. I due contendenti, Sboarina da una parte, il sindaco uscente, e dall'altro invece Damiano Tommasi, questo outsider che ha sparigliato davvero le carte sul tavolo della politica, non solo la politica cittadina, perché su Verona sono puntati adesso gli occhi della politica nazionale. Tra l'altro, dopo la prima intervista che abbiamo fatto circa un'oretta fa a Sboarina proprio qui in Piazza Bra, lo ha chiamato, ti posso dire, Giorgia Meloni. Abbiamo provato io e Simone Squarcina a origliare un po' la telefonata, però non siamo riusciti a capire bene cosa si sono detti. Comunque Sboarina si è sentito con Giorgia Meloni. Del resto Fratelli d'Italia, la lista di Fratelli d'Italia qui a Verona ha staccato di diversi punti la Lega, quindi si apre un'ennesima questione all'interno del centrodestra. Tra l'altro lo stesso Sboarina che ci ha detto di avere già dei contatti di fatto con Forza Italia, di aver apprezzato delle dichiarazioni di esponenti politici locali e nazionali che già parlano comunque di un apparentamento, di un'alleanza in vista del ballottaggio. Già Tosi cosa deciderà di fare e lo capiremo fra poco, lo raggiungeremo di fatto al ristorante, non do ovviamente la geolocalizzazione, ma insomma fra poco lo raggiungeremo nella zona di Verona Sud. Insomma una partita davvero combattuta questa di Verona, del capoluogo scaligero, con un Damiano Tommasi per l'appunto che continua a parlare di svolte, dice Verona adesso merita un cambiamento radicale. Per il momento non strizza l'occhio, lo avete sentito poco fa, a nessuna forza politica, quindi insomma si va avanti. Tra l'altro fra poco dovrebbe arrivare anche Sboarina qui in municipio alle 10:30. Se arriva ovviamente insomma, chiamaci, è tutto in evoluzione. Grazie tante, grazie per ora. Assolutamente. Grazie Cristian, grazie molte. Vediamo la conferenza stampa in diretta di Francesco Peghina a Padova. Sentiamo se riusciamo a sentire. Vai Fabrizio. Lì a portare avanti quell'idea diversa di città che abbiamo espresso, in cui è iniziata la partita, è stata sempre calda, unita, quindi questo diciamo è sicuramente un ricordo che porto molto positivo al di là del risultato. Vi siete sentiti contrastati? E l'ho chiamato poco fa, ma può darsi che sia in processione, se non mi ha risposto gli ho lasciato un messaggio. Io
chiamato poco fa per congratularmi ovviamente. Devo dire due cose. Uno, se visto nella sua lista civica comunque ha fatto un risultato migliore, superato magari anche quello di altri partiti, e quindi se come lettura può essere quella che i partiti non l'abbiano sostenuto magari come si aspetta più che altro gli elettori, non tanto e due, no, l'ultima è se adesso lei sarà il capo dell'opposizione. Allora, la prima domanda mi riserverei di rispondere fra un paio di giorni, perché mi pare che sia stato, almeno dai dati diciamo riportati dalla prefettura del comune, sono meno della metà dei seggi, adesso non so se in questi 10 minuti che sono trasferito siano, però secondo me è impossibile dare una lettura politica con ancora i dati non. E la seconda domanda, sì, io nel momento in cui ho preso l'impegno di impegnarmi per la città non è che mi tiro indietro, quindi sarò lì a portare avanti quell'idea diversa di città che abbiamo espresso. Non so, allora, diciamo, la mia campagna elettorale è stata basata esclusivamente su critiche all'attività amministrativa, una visione radicalmente diversa, perché man mano. Allora, questa era la conferenza stampa in diretta di Francesco Peghin, lo sconfitto tra, avete visto, Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, ed Elisabetta Gardini. Adesso andiamo ad Annalisa Nalin, ovviamente da Vivian Moro, da Alberto Ruggin. Annalisa Nalin, lei ha seguito molto da vicino Verona. Si poteva pensare che il discorso che era stato fatto da alcuni per quanto riguarda Francesco Peghin, un candidato non così forte da poter contrastare Giordani, si facesse anche per Damiano Tommasi. E poi in realtà Damiano Tommasi, pur non essendo uno, diciamo una vecchia volpe della politica, ha avuto un successo insperato che secondo lei da cosa può essere dipeso? Sì, direttore, ho seguito molto bene sia il caso Verona che il caso Padova, perché appunto abbiamo deciso come Più Europa di appoggiare i due candidati che poi sono stati appunto adesso, nel caso di Giordani, riconfermato sindaco, e Tommasi invece appunto ha vinto questo primo round. Allora sinceramente questi commenti di alcuni politici un po' cadono dalle nuvole, mi sembrano estremamente fuori luogo. E le spiego perché. Perché nei sondaggi da sempre risultava che Damiano Tommasi aveva un grosso favore nei confronti della popolazione, da parte della popolazione veronese. Quindi praticamente in tutti i sondaggi per alcuni mesi lui risultava sempre al secondo posto e la forbice con il candidato Sguarina diveniva sempre diciamo meno ampia. Quando poi negli ultimi giorni, forse settimana, 10 giorni, poi con la serata conclusiva della campagna elettorale in Piazza dei Signori, è stato chiaro che il clima era davvero cambiato. Lei pensi, direttore, che quel venerdì sera c'erano le liste civiche, le liste politiche a sostegno di Tommasi, 6 liste, e quella piazza è stata riempita di più che la sera precedente, in cui erano venuti Meloni e Salvini a sostegno del sindaco Sguarina. Quindi poi siamo le voci sempre più forti che Tommasi era praticamente in pole position, sono state poi confermate prima dagli exit poll e poi dai risultati di oggi. Quello che io contesto politicamente è questo gioco veramente poco elegante, molto maleducato e chiassoso, da quasi scolaretti dell'asilo, tra i due candidati di destra, cioè Flavio Tosi e Sguarina, che si sono azzuffati praticamente per tutta la campagna elettorale. Questo l'hai fatto male, questo l'avevo fatto meglio io, tu sei un incompetente, tu sei un incapace, tu invece qua. Quindi questo clima è stato nettamente squalificato dai cittadini veronesi, che hanno scelto questo modo di fare molto più di understatement, cioè un modo di fare tranquillo, pacato, non ha mai risposto alle provocazioni
dichiarazioni Damiano Tommasi, quando gli dicevano è solo un calciatore, non ha esperienza, ha saputo dare delle indicazioni, ha fatto un progetto insieme a tutte le forze politiche e civiche che lo hanno sostenuto di una città diversa, una città aperta che tra i primi atti metterà una bandiera dell'Europa come quella che io ho alle mie spalle, tra le bandiere che accolgono, diciamo, gli ospiti a Verona, perché lei pensi non c'era la bandiera dell'Europa a Verona. Vuole portare i diritti, l'accoglienza, la cura delle persone che hanno difficoltà e che sono magari sono delle minoranze, e quindi una politica diversa in una città che per 15 anni è stata monopolio della destra, prima per 10 anni con Flavio Tosi e poi gli ultimi 5 anni con la destra di Sguarina. Senta, quindi niente di sorprendente, vorrei dire. Dobbiamo tenere dei tempi un po' più stretti. Le chiedo però, Gian Antonio D'Arera in questo studio un paio d'ore fa ha detto noi dovremo andare in pellegrinaggio da Tosi, no? Quindi sostenendo il contrario di quello che ha detto l'onorevole De Luca, che ha detto noi possiamo correre, continuare ad andare al ballottaggio da soli. D'Arera parlava di pellegrinaggio da Tosi per ottenere, diciamo, il suo sostegno al ballottaggio. Crede che Tosi, lei che ha seguito Verona da vicino, crede che Tosi accetterà? Ma oggi ci sono state alcune dichiarazioni di Tosi dove ha detto noi avevamo offerto, non c'è stata data risposta. Io credo, per come ho visto la situazione adesso, ma anche conoscendo la dinamica veronesi, che Tosi farà i suoi calcoli e vedrà quella cosa che per lui sarà più conveniente. Credo che la destra di Sguarina in qualche modo cercherà di tenere una posizione, ma forse cercherà un accordo. Penso che però questo sarà il problema per loro, perché i veronesi hanno bocciato questo tipo di politica ed è vero che è vero che le due destre assieme avrebbero sulla carta la maggioranza, ma lei sa, direttore, che in politica spesso 2 più 2 non fa 4 ma fa 3 e soprattutto il clima è diverso e ci sono 2 settimane in cui Damiano Tommasi potrà parlare a tutti i cittadini e a spiegare anche a chi non l'ha votato che Verona vuole e perché vuole questa Verona, e io penso davvero che il clima sia cambiato e che abbia una grossa opportunità di poter vincere. Certo, bisogna aspettare, bisogna fare i passi, lui è un montanaro e gli piace il passo lento, deciso, la sua direzione è la data, vedremo adesso se la città lo sosterrà o meno. Perfetto, allora intanto ricordiamo Damiano Tommasi, ex calciatore, campione paralimpico, Oscar De Pellegrin, che è sindaco al primo turno, non ci sarà ballottaggio, questa è la novità recentissima, perché prima si pensava che potesse esserci il ballottaggio. Intanto Lorenzi, sindaco di Cortina, batte Gianpietro Ghedina, che sperava ovviamente di poter essere primo cittadino anche durante le Olimpiadi del 2026, Olimpiadi che insieme al presidente Zaia aveva contribuito a portare nella conca ampezzana. Allora, poi andiamo da Alberto Rugin, però sentiamo prima Vivian Moro, Veneto per le Autonomie. Sulla questione del referendum, secondo lei ha influito lo stato d'animo di tanta gente che ha capito, e qui in particolare in Veneto, che i referendum si fanno ma poi la volontà popolare viene calpestata? Ricordo 4 anni e mezzo dal referendum sull'autonomia. Beh, sicuramente sui risultati del referendum hanno contribuito molti fattori, che poi sono una sommatoria di come si sono sviluppate le cose negli ultimi anni. Una data sicuramente infelice, come lo è stata per le amministrative, già qualche mese fa lo avevamo detto, che comunque votare a giugno insomma, è deficitario, e questo l'abbiamo visto. Tra l'altro il problema si riproporrà al ballottaggio, perché fra 2 settimane, se già poche persone sono andate a votare ieri, figurarsi fra 2 settimane al ballottaggio, che poi è un appuntamento che già di per sé vede un diminuire dell'affluenza. Sul referendum, allora, avrei molte cose da dire. La prima sicuramente è che
i partiti che sono sicuramente stati colpevoli di non aver risolto una questione che era sicuramente da Parlamento, di non averla risolta nella sede istituzionale che è quella del Parlamento, quindi di non aver fatto le riforme su una tematica che ovviamente è fondamentale per il nostro Paese e che forse i cittadini la vedono ormai come una battaglia persa, quando invece la giustizia non ha riflessi solo sulla tematica della giustizia, ha anche riflessi per esempio anche sull'economia, rispetto anche a come questo Paese è attrattivo o meno per le aziende. Questo è il primo punto. Il secondo punto, c'è stato sicuramente un partito che si è fatto promotore rispetto ad altri, però credo che sarebbe stato utile portare avanti la battaglia tanto del sì quanto del no, ma per informare i cittadini ad andare a votare. Detto questo, sicuramente comunque quello che è emerso dai risultati del referendum è che i voti sicuramente sono stati dei voti consapevoli, nella misura in cui chi è andato a votare per il referendum ha ritirato 5 schede e ha anche fatto 5 voti diversi, perché non abbiamo lo stesso risultato su tutti e 5 i referendum. Significa anche che insomma le persone che sono andate a votare l'hanno anche fatto con un grado di consapevolezza non banale rispetto alla tematica. Io credo che comunque i partiti siano verso gli ultimi sgoccioli per riuscire a capire che devono darsi una sveglia e che devono in qualche modo farsi interpreti di qualcosa che i cittadini non riescono più a trovare nei partiti. Purtroppo c'è da dire che forse al referendum ce lo si aspettava, però nonostante fosse il 12 giugno, che in molti dei nostri comuni, anche dalla provincia di Treviso, non si sia arrivati al 50% dei votanti per votare il proprio sindaco, è un qualcosa che dovrebbe veramente porre un interrogativo importante. Su questo poi, chiudo parentesi, ma giusto perché se ne stava parlando, ecco, io su Verona, noi abbiamo avuto qui a Conegliano all'inverso una situazione in cui al primo turno c'era diciamo un candidato favorito e poi il risultato è stato ribaltato al secondo turno. Ecco, io direi che rispetto anche alle parole che ha detto Tomasi, gli si farebbe più un buon favore a forse evitare di intestarsi il suo risultato un partito rispetto ad un altro, perché ragazzi i numeri sono numeri, ha preso il 40%, ma per vincere servono anche i voti che attingono dall'altra parte, che magari non è un elettorato che effettivamente è tesserato destra, ok, ma che comunque sia ha bisogno forse anche di guardare ad un altro candidato. Allora, intanto vorrei ringraziare Fabrizio Bazzoni in regia per questa lunga maratona con Marco Gagliazzo, c'è Francesco Ceron di cui poi rivedremo i mitici grafici con tutti i risultati conclusivi finali, e ringrazio in particolare Francesca Bozza che ha coordinato tutta l'attività dei giornalisti e dei collegamenti in queste lunghe ore di diretta. Tra poco andiamo da Alberto Ruggin, però volevo sentire il sindaco Marcon sul cosiddetto sorpasso di Fratelli d'Italia. Sindaco, c'è stato, qual è l'entità, la dimensione di questo sorpasso, se rispetto alle aspettative del Carroccio diciamo, c'è stato un divario ancora più netto? Che cosa vi... È oggettivo che Fratelli d'Italia sia in crescita e la Lega paghi il dazio a cui facevo riferimento prima, cioè avere la responsabilità di essere al governo. Cioè un po' era nelle attese, nelle corde, succede, oggi il tempo è questo. Con i Fratelli d'Italia però si governa assieme molti territori, molti enti, e fa un valore di centrodestra che al di là della parentesi governativa, e non mi ripeto sul perché, l'abbiamo detto prima, nei vari territori e enti che si amministra, come dico spesso, sempre, 9 volte su 10 centrodestra compatto vince e si governa bene. Io sono sostenuto sia a livello comunale che provinciale da una compagine di centrodestra compatta con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, e problemi non ce ne sono. Oggi Fratelli d'Italia porta a casa l'essere all'opposizione a livello nazionale e questo sotto il profilo della crescita dei voti sta dando dei risultati.
ci si misurerà, le politiche sono il prossimo obiettivo da centrare con il centrodestra che si presenta compatto, si discute sulla leadership e si vedrà il momento in cui si arriverà a quel momento. Il timore che c'è, a mio modo di vedere, è che con la legge elettorale attuale non vorrei si presentasse ancora una volta un centro-sinistra perdente che poi va al governo, perché è quel che stiamo vedendo a tutt'oggi purtroppo. Quindi Fratelli d'Italia è un alleato della Lega, leale, così come la Lega è leale nei confronti di Fratelli d'Italia. Alcuni aspetti territoriali talvolta ci vedono, anche magari su posizioni diverse, ma è normale, no? Perché quando vai ad amministrare un comune la figura di riferimento talvolta magari trova nella coalizione qualche momento di divergenza, è normale. Oggi è andata così. Volevo tornare un attimo su Verona anch'io, se posso. Prego. I ballottaggi sono partite che si rimettono a zero. Glielo dice uno che al primo turno era con 22 punti di vantaggio e poi ha vinto con 1,5 punti. Oggi bisogna vedere che cosa succederà nei dialoghi, che è necessario che ci siano. Guardi, io non darei per scontato nemmeno Tommasi che parli con Flavio Tosi. Sicuramente il dialogo tra il terzo incomodo poi c'è. Bisogna lavorare su linee programmatiche, cercare di trovare una convergenza su quali sono gli orientamenti di programma proposti ai cittadini in prima istanza, e a mio modo di vedere ancora non è l'unica matematica sulla quale puntare. È possibile ancora oggi lavorare sugli astenuti, su coloro che non sono andati a votare, ed è la stragrande maggioranza. Lì bisogna puntare oltretutto, non bisogna mai stancarsi di credere che la gente sia attratta dal voto, specialmente in questo momento. Verona non è una città di centrosinistra. Sono 15 anni che governa il centrodestra, c'era stata una parentesi di centrosinistra ma era stata bocciata ed ha dato una lunga continuità al centrodestra. Quindi puntiamo anche su coloro che non sono andati a votare al primo turno. Grazie Presidente, allora intanto vediamo scorrere tutti i grafici, qui siamo ovviamente su Verona perché di Verona stavamo parlando, vediamo un titolo: la disfatta di Salvini e di Conte, Palermo, Genova e l'Aquila al centrodestra, Verona al ballottaggio, la Meloni gongola davanti ai risultati delle comunali e Salvini mastica amaro, il leader del centrodestra si decide alle politiche. Conte, i dati che emergono dalle amministrative non ci soddisfano. Alberto Ruggin, allora a Padova ha vinto Giordani per meriti di Giordani o anche per demeriti del centrodestra? Allora, diciamo che il voto che c'è stato sia a Verona che a Padova sono ovviamente due voti completamente diversi, però come si diceva prima Verona non è di centro-sinistra. Ormai queste etichette secondo me non funzionano più, perché l'elettorato è talmente fluido che davvero guarda la persona, guarda l'operato. A Padova, dove si parlava prima del centrodestra unito, il centrodestra è stato unito dopo molti anni, perché le ultime elezioni non era unito al centrodestra. A Padova era unito a Padova ed è stato il risultato più disastroso del centrodestra degli ultimi 20 anni. Il centrodestra a Padova, anche Zanonato che ha governato per 20 anni, vinceva col 52-53%. Nessun sindaco di centrosinistra ha vinto con una percentuale così alta. Quindi io penso che è stato premiato il lavoro di un sindaco che ha davvero rivoluzionato e cambiato il volto della città. Poi do anche un consiglio magari non richiesto ai leghisti: finché si fanno presentare con Bitonci, che è già stato sconfitto, che sceglie ancora i candidati sindaci del centrodestra, penso che il centrosinistra possa ancora governare per molto tempo. È ovvio che ormai la Lega è sotto Fratelli d'Italia in tantissimi comuni del Veneto, dove la Lega l'ha fatta da padrone per moltissimi anni. Questo è un atto politico importante. Per quanto riguarda Verona, mi permetta di dire: Sbuarina 5 anni fa ha vinto con il 60% dei voti contro la compagna, ora moglie di Flavio Tosi, che prese il 42%. Quindi un sindaco uscente che dopo un primo mandato passa dal 60 al 30%, unico dato in Italia che un sindaco uscente fa un risultato così disastroso. Qui ragazzi si sta parlando di come viene valutato il governo di un sindaco o magari viene bocciato. Io sono convinto, l'avevo detto qua 10 giorni fa, guardate che da Verona ci saranno delle sorprese, infatti io sono convintissimo che Tommasi
riuscirà a vincere non perché riuscirà a prendere voti, no, perché c'è un vento di cambiamento in questo momento in città Verona che si sta respirando. Dopo 10 anni di Tosi e 5 anni di Sboarina, in un colpo solo sono stati bocciati 2 ex sindaci da tutto l'elettorato praticamente. Tosi, teniamo conto che non ha solo un elettorato di centrodestra, c'è anche Renzi e Italia Viva che lo sta sostenendo, ci sono altre liste civiche di mezzo che non sono tutte da etichettare a destra. Io non credo che ci saranno apparentamenti, credo che ci sarà un elettorato molto fluido e molto mobile che non andrà compattamente a votare per Tommasi, ma non andrà sicuramente compattamente a votare per Sboarina. Quindi ci saranno delle sorprese nel prossimo ballottaggio. Il dato politico è che la Lega in questo momento è sotto Fratelli d'Italia anche in questa regione, stanno cambiando moltissime cose. Su Giordani, ripeto, è stata promossa un'ottima amministrazione che governerà al primo turno, ripeto, il 58%. A Verona vedremo, ma io mi aspetto molte sorprese, come in altre città, abbiamo visto anche a Lodi, a Lucca, città che erano storicamente di centrodestra dove il centrosinistra ha prevalso. Quindi io sono davvero fiducioso. Per quanto riguarda anche più Europa, noi dove siamo andati anche in un terzo polo, abbiamo preso il 14% come più Europa a Palermo, quindi laddove noi non ci alleiamo magari all'interno degli schieramenti e siamo anche alternativi e facciamo delle proposte europeiste e liberal democratici, riusciamo ad avere i risultati migliori. Allora ancora uno stacco pubblicitario, state con noi verso le 22:30, avremo collegato in diretta il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella. Tra poco ancora con i nostri ospiti, i vostri messaggi. Di nuovo in diretta con speciale elezioni su Antenna 3 Nord-Est, iniziato oggi pomeriggio alle 14 con Nicola Zanetti, ospiti, collegamenti, tutti i risultati che vedremo scorrere nei grafici di Francesco Ceronna. Mi dice il regista Fabrizio Bazzoni che dovremmo avere un collegamento con Verona. Vedo Cristian Arboit con Flavio Tosi. A te Cristian. Sì, buonasera direttore, di nuovo buonasera, qui con me lo vedete Flavio Tosi, non ha bisogno di presentazioni. Tosi, com'è andata, come valuta questo risultato? Sperava di andare al ballottaggio? Speravamo di andare al ballottaggio, questo è ovvio. C'è stata un'affluenza molto bassa perché un veronese su 2 ha rinunciato ad andare a votare, questo è, al di là del risultato di Flavio Tosi, comunque rattrista un po' perché 1 su 2 non ha votato. L'analisi del voto dice che Tommasi del centro-sinistra ha fatto un risultato straordinario per Verona perché il 40% penso non lo aspettasse nessuno. Il sindaco uscente ha fatto poco perché un sindaco uscente che si ripropone e prende un voto su 3, perché se uno guarda i voti di Sboarina, i voti di Tommasi, i voti di Tosi, viene fuori che il sindaco uscente ha un voto su 3. Il sottoscritto quando si ripresentò nel 2012 rivincemmo al primo turno senza alcuna difficoltà. E quindi adesso noi l'abbiamo detto settimane fa, l'ha detto anche Forza Italia, consideravamo queste elezioni per quanto riguarda il centrodestra le primarie, quindi 2 candidati centrodestra, Tosi e Sboarina. E quindi adesso sarebbe normale che il centrodestra si unisse per provare a vincere a Verona. Per ora da parte di Sboarina, da parte dei Fratelli d'Italia non c'è stata nessuna risposta in questo senso. Quindi sarebbe normale, lei ha utilizzato il condizionale, quindi lei non è stato per il momento contattato da nessuno? No, è vero che è anche lunedì sera, quindi può darsi che uno debba riflettersi a mente serena e valutare il da farsi. Però fino adesso non c'è stato nessun riscontro, ma in realtà da settimane, perché Flavio Tosi e Forza Italia lo dissero settimane fa. Ragioniamo insieme come centrodestra dopo il primo turno. Noi adesso valutiamo quello che diranno i candidati sindaci, noi abbiamo un programma devo dire anche molto ben fatto, e quindi ci confronteremo con i candidati sulla base anche e soprattutto del programma. Non per portare zizzania, poco fa però Sboarina ci ha riferito che con Forza Italia già in qualche modo ci sono dei contatti o comunque ha apprezzato delle dichiarazioni provenienti da Forza Italia su diciamo così, su un appoggio in vista del ballottaggio. Forza Italia l'ha sempre detto e quindi ha riconfermato quello che ha detto in passato. Flavio Tosi è Flavio Tosi, rappresenta il 24% dell'elettorato veronese e Federico Sboarina dovrà valutare lui se parlare con Flavio Tosi oppure no.
Quindi lei aspetta la prima mossa da parte di Sborina. Cristian. Insomma, ci sono le diplomazie che sanno i modi e i tempi per cui confrontarsi. Quindi io immagino nell'interesse del centrodestra e nell'interesse della città che ci si possa parlare. Però ripeto, noi siamo qua tranquilli e sereni, aspettiamo qualsiasi dialogo. Ecco, dimmi direttore. Allora, se puoi riportare a Tosi questa domanda. Qui in studio da una parte Luca De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia in Regione Veneto, ha detto se uno è di centrodestra vota per Sborina, non c'è bisogno quindi di apparentamenti. Invece Gian Antonio Darè, che fa parte dell'altro partito che appoggia Tosi, che appoggia Sborina, ha detto bisogna andare in pellegrinaggio da Tosi, come dire, gli andremo a chiedere il suo sostegno. Ecco, ci sono due diverse, diciamo così, visioni che stanno emergendo in studio dal nostro direttore Luigi Baccialli. Una rappresentata da Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che dice sostanzialmente il centrodestra è rappresentato da Sborina, quindi può, diciamo così, condurre una sua partita autonoma, se ho ben capito, direttore. Dall'altra parte invece l'europarlamentare della Lega Gian Antonio Darè, che dice invece forse a questo punto Sborina e i componenti delle varie liste dovrebbero andare un po' supplici a Canossa da Flavio Tosi. È sempre una questione, come dicevo prima, ci si sposa solo se si è d'accordo tutti e due. Se il coordinatore regionale De Carlo ritiene che Sborina possa vincere anche da solo il ballottaggio con Damiano Tommasi, è un'aspettativa legittima, io non vado a supplicare nessuno, ho il mio consenso, abbiamo fatto la nostra campagna elettorale, una bella campagna elettorale. Se Sborina e De Carlo ritengono di poter vincere da soli, ripeto, è una loro valutazione assolutamente legittima. Senta Tosi, una Lega al 6-7% che comunque è stata superata dalla Lega, da Fratelli d'Italia, è stata superata da tante liste personali, compresa la sua. Lei di fatto è il secondo partito, se non sbaglio, secondo o terzo di fatto qui a Verona. Ecco, che cosa rappresenta per il centrodestra? L'avevamo sempre detto che auspicavamo che la Lega appoggiasse Flavio Tosi, perché penso che il loro elettorato si aspettasse questo. Hanno appoggiato Sborina, tant'è che ha fatto un risultato secondo me più basso delle aspettative, perché hanno appoggiato un candidato che l'elettorato della Lega non voleva. Senta, le faccio una domanda: in questa campagna elettorale ha pesato di più il fattore politico, partitico o quello personale? Perché è noto un po' a tutti che non vi state tanto simpatici lei e Sborina. Ma ha pesato l'astensionismo, perché comunque se un elettore su due non va a votare è un brutto segno per tutti, perché la disaffezione al voto, il fatto che i cittadini veronesi abbiano rinunciato a scegliere, quindi siano o delusi o stanchi o disillusi, penso che questo è un problema che dobbiamo porci tutti, al di là dei risultati di ciascuno. Il fatto dell'astensionismo così alto e al ballottaggio sarà ancora più alto. Ma questo è un problema al cittadino, è un problema di Verona o è un problema da porre sul piano politico nazionale? Perché oggi gli occhi dell'Italia politica perlomeno sono puntati soprattutto su Verona. È un problema nazionale quello della disaffezione al voto. È un problema per Verona perché comunque 5 anni fa al primo turno a Verona votarono il 61% credo degli elettori e al secondo turno la percentuale crollò al 40%. E quindi una bassa affluenza apre le porte a qualsiasi risultato. Senta Tosi, che effetto le hanno fatto Meloni, Salvini e Zaia venerdì sera a chiusura della campagna elettorale di Sborina? Ma credo che questo non incida particolarmente sull'esito del voto, perché poi i veronesi hanno votato Sborina, Tosi e Tommasi in base alle loro percezioni, non credo in base al fatto che i leader scendano a Verona. Ma quello tra Meloni, Salvini, Zaia era vero amore o era interesse venerdì sera? Ma allora diciamo che Salvini credo sia sceso a Verona per rincuorare la Lega e cercare di aiutare il risultato elettorale della Lega. Non so quanto Salvini abbia a cuore il fatto che la Meloni vinca in Veneto. E senta, il fatto che la Lega poi regionale buona parte non l'abbia voluta nei mesi scorsi, ecco, che cosa si sente di dire a chi magari aveva opposto resistenza? Mi viene in mente l'assessore regionale Roberto Marcato e quant'altro.
Penso che la posizione che è stata espressa dallo stesso Matteo Salvini, perché Matteo Salvini a aprile dell'anno scorso si confrontò in maniera piuttosto ruvida con Federico Sboarina, additando tutti i vari limiti dell'amministratore Sboarina e facendo intendere che la Lega non avrebbe voluto proseguire quel percorso. Dopodiché per accordi 5 assessorati, il vice sindaco e la presidenza della fiera, questa è la natura dell'accordo tra la Lega e Sboarina. Credo che questo non abbia fatto del bene alla Lega. Ecco, allora grazie davvero Flavio Tosi, non so direttore se hai delle domande. No, grazie Cristian, proprio è stata una bella intervista, grazie molte, perché tra l'altro avevi sentito anche Sboarina che risentiremo tra pochissimo. Volevo prima un commento di Andrea Zanoni del Partito Democratico, poi avremo anche il segretario Martella. Prego Zanoni. Un dato rilevante di Verona, oltre all'esploit del candidato del centro-sinistra, è anche quello della Lega. Effettivamente parlare del maggior partito che siede oggi e compone la grande maggioranza dei seggi del Consiglio regionale ridotto al 7% dimostra che questo partito non è che tenga moltissimo nelle città e anche nelle città a capoluogo, come nel caso di Verona. Pertanto mi chiedo quali prospettive anche positive per le forze di centro-sinistra si potranno avere, manifestare alle prossime elezioni regionali, quando perlomeno a bocce ferme con l'attuale legge Zaia non potrà più candidarsi. Quindi io credo che grazie al nuovo impegno del Partito Democratico in Veneto, a questa presenza su temi importantissimi per i cittadini del Veneto, compreso quello dell'autonomia, ma non solo, la questione delle case, la questione ambientale, la questione del lavoro, che è importantissima, può far sì che i cittadini pongano maggiore attenzione ai temi che li riguardano, alla loro qualità della vita, lasciando perdere appunto questi personaggi della politica ormai datati che potrebbero comunque, anche se si ricandidano, essere comunque messi in discussione, perché non credo ad esempio che per i veneti nel 2025 sarà fondamentale scegliere in base ad esempio al fatto che ci siano state le Olimpiadi in Veneto, oppure che sia stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO le colline del Prosecco, oppure che ci sia un'autonomia diciamo sulla carta ma mai raggiunta. E quindi effettivamente quello che è accaduto a Verona, chissà, potrebbe accadere anche in Veneto, quindi ci sono delle prospettive importanti. È una cosa che comunque preoccupa è l'astensionismo. Bisogna riuscire, noi lo dovremmo saper fare con il nostro impegno sul territorio, a riportare tutte queste persone che si sono disaffezionate alla politica a entrare nelle urne, a dire la loro e a magari essere anche più attive per far sentire la loro voce, per chiedere quello che serve al Veneto, perché ci sono tante cose che servono ai cittadini del Veneto. Sicuramente, a mio avviso, non le Olimpiadi, quelle possono anche esserci, ma come priorità abbiamo ben altro: il lavoro, la sanità, la tutela dell'ambiente e la salute. Allora intanto, grazie Zanoni, intanto vediamo scorrere i grafici non solo dei capoluoghi ma anche dei paesi in cui si è votato, in tutte le province, 86 comuni del Veneto in cui i cittadini sono andati al voto. Tra poco la pubblicità, però voglio sentire Stefano Marcon, poi torniamo dall'avvocato Fabio Crea. Prego, io ascolto questo, chiamiamolo trionfalismo un po' del Partito Democratico tramite la bocca del consigliere Zanoni, che è più tendente magari a guardare in casa nostra che in casa sua, e tant'è, insomma, 5 minuti di gloria non si negano a nessuno ed è giusto che se li portino avanti. La Lega non ha avuto un risultato negativo, attenzione, perché enfatizzano Padova, e Padova, come è stato detto, hanno portato a casa un risultato importante sulla scorta di un sindaco che è riuscito a fare un lavoro, ma poteva solo perdere
Cioè, ci mancherebbe che insomma, i sondaggi dicevano come sarebbe andata la cosa e quindi Peghin che ha corso, come è già stato detto, bisogna solo ringraziarlo. Però scusi, se permetti, il 6% di Verona non la preoccupa, perché Damiano Tommasi è la prima lista. E se permetti, io non ti ho interrotto, ti ho ascoltato con attenzione e condivido poco quello che hai detto tu. Intanto su Verona aspettiamo che si finisca il secondo turno. Quanto ha preso più Europa a Verona? Lei sta parlando del suo partito. No, ma allora tu parla per il tuo, non per il mio, per cortesia, perché insomma più Europa mi sembra che non sia proprio particolarmente brillato. Noi il consigliere lo facciamo, forse voi neanche quello lo fate. Mi sembra che non sia particolarmente brillante l'operato di Trionfo grande, ha fatto un consigliere regionale più Europa in Veneto. Forse la Lega neanche lo fa a Verona. Non ti preoccupare. Lasciamo chiudere. Se è possibile, è una questione anche un po' di educazione. Ho sentito criticare anche Bitonci prima e quindi insomma cerchiamo di fare ognuno il nostro. Io penso esattamente, e anche in ambito di educazione dove non si interrompe uno che parla. Mi hanno insegnato a casa mia hanno insegnato che ci vuole anche un po' di educazione. Prego che dobbiamo andare un po' in pubblicità. Quindi il risultato della Lega, a mio modo di vedere, è un risultato che tiene, che è consolidato. Nel 2025 ci si misurerà anche con ciò che è stato fatto e credo che quel che ha fatto la Lega in questi 15 anni di governo nel Veneto abbia lasciato un segno molto ma molto forte e mi conforta ogni volta che mi confronto nel territorio domenica con un'associazione che curava diritti del malato piuttosto che patologie oncologiche. Capisco quanto siamo diversi noi e più avanti rispetto ad altri su determinati temi. Allora, dobbiamo andare in pubblicità con Fabrizio Bazzoni in regia, torniamo tra pochissimo, andiamo da Vivian Mora, dall'avvocato Fabio Crea e poi avremo anche il segretario del partito regionale del Partito Democratico, il segretario regionale Andrea Martella, tra poco. Allora di nuovo in diretta con Focus 22:34, vediamo un titolo del Piccolo sul Friuli Venezia Giulia. Monfalcone trionfa la sindaca Cisint col 70% dei voti, a Gorizia sarà ballottaggio Ziberna, sindaco uscente contro Fasiolo, a Duino vince Grabovic, Cervignano passa al centro-destra. Avvocato Crea, rispetto a quanto si sta dicendo proprio sul centrodestra, no? Il centrodestra che non è andato unito a Verona, così come il centrosinistra non è andato unito a Belluno, ecco, anche qui ne ha approfittato Oscar De Pellegrin. Una considerazione generale proprio su questo punto, perché dalla sinistra o da centrosinistra si dice dove non siamo andati uniti abbiamo perso, dal centrodestra si dice la stessa cosa. Questo è il significato, il sintomo di un aspetto che credo sia assolutamente essenziale e sia un bene da tutelare piuttosto che da gettare alle ortiche, che è quello del bipolarismo. Perché se è vero che da una parte e dall'altra si sostiene che l'unità della coalizione ha un senso politico importante, che ha un riflesso elettorale sulla valutazione da parte dell'elettorato, questo significa che l'elettorato ha bisogno della chiarezza di due progetti, di due percorsi politici, centrodestra e centrosinistra. Quella che è l'ipotesi, credo che non sia più realizzabile anche da un punto di vista tecnico, di una riforma elettorale che porti al proporzionale puro, che sarebbe devastante per l'Italia, penso che anche alla luce di queste considerazioni debba essere definitivamente archiviata. Per quanto riguarda la questione relativa al centrodestra, è vero che in maniera assolutamente preponderante, si parlava prima del Friuli, leggevo che tutti i comuni o in primo turno o al ballottaggio, o il primo turno è andato al centrodestra o il ballottaggio è avanti il centrodestra, quindi questo credo che sia un dato importante. Ma è un dato importante anche che il centrodestra sia in maniera assolutamente prevalente avanti al centrosinistra in Italia. I trionfalismi, mi unisco agli applausi per i trionfi del Partito Democratico, per le elezioni regionali 2025, per Verona eccetera. In vero stiamo trattando di qualcosa di diverso. È vero che il centrosinistra ha vinto Padova,
Padova, Lodi e Taranto. È vero che il centrodestra si è imposto in tutte le altre città, a Pistoia, a Rieti, all'Aquila, a Genova, a Palermo, tutte queste al primo turno con 4 sindaci, Rieti, Pistoia, l'Aquila, com'è? Città già governate dal centro. Alcune già quelle che a parte Palermo erano tutte governate dal centro-destra. Invece il dato di Lodi, Lucca sono state strappate. Cioè sono state strappate, che è diverso. Non si può dire. Un conto è confermare, un conto è strappare delle amministrazioni che erano di centrodestra al centro-sinistra. Allora parliamo di Palermo. Allora parliamo di Palermo. Detto questo, per quanto riguarda all'interno del centrodestra quella che è le figure, i risultati migliori o peggiori della Lega o di Fratelli d'Italia, certamente queste elezioni amministrative hanno confermato quello che era un trend sondaggistico, al di là di alcuni riscontri elettorali che abbiamo avuto per esempio nelle scorse amministrative del 2021 anche su comuni della Marca Trevigiana. Quindi si è confermato quello che era il trend dei sondaggi e questo è un elemento assolutamente importante. Devo dire però che da parte di Fratelli d'Italia non è così importante quella che è la competizione interna, che è un dato fisiologico rispetto a quella che è il progetto politico, la visione politica, al di là dell'appartenenza allo schieramento di opposizione o di governo, ma quello che è importante è riuscire a conquistare quello che è le amministrazioni in questo caso, oppure per quanto riguarda le prossime elezioni politiche, la vittoria della coalizione. Quella che è la supremazia all'interno della coalizione è un dato secondario rispetto alla vittoria della coalizione. Poi le chiederò del referendum, avvocato Crea, perché oggi parlavano per esempio di Verona. Hanno vinto i sì un po' dappertutto, ma a Verona molti hanno votato no per la ricandabilità dei parlamentari. Ma devo dire che anche i 2 primi quesiti dove Fratelli d'Italia invitava a votare no hanno avuto effettivamente una percentuale di no molto alta. Allora vediamo il Fatto Quotidiano vicino ai 5 Stelle. Le comunali lanciano Fratelli d'Italia contro Salvini, il partito di Meloni ora supera la Lega anche al nord, per il 5 Stelle è un de profundis, Conte insoddisfatto. Saluto e ringrazio molto il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella. Buonasera segretario, bentornato su Antenna 3. Grazie. Buonasera direttore, sono io che ringrazio lei e saluto tutti i telespettatori. Segretario, allora è una giornata credo molto positiva per il centro-sinistra, per il Partito Democratico. Lei lo ha fatto notare in una precedente intervista. Le chiedo se ritiene che questo sia il frutto di un lavoro che lei ha portato avanti negli ultimi mesi, proprio dall'inizio del suo insediamento, per radicare il PD nel territorio, per avvicinarlo alla popolazione, per sostenere temi come l'autonomia, la sanità, su cui ovviamente si è tutti consapevoli che l'interesse delle comunità è molto forte. Ma lascio dire ad altri se questo è il frutto del lavoro che abbiamo fatto nel corso di questi mesi. Mi sembra di poter dire che questi risultati elettorali incoraggiano il lavoro che abbiamo fatto, che come lei ha detto punta a avanzare delle proposte su questioni che riguardano il Veneto e i veneti, l'impresa, l'autonomia, la sanità, la qualità dei servizi e puntano sulla capacità di tenere unite un ampio schieramento di forze di centrosinistra ma anche di forze civiche. Questo è quello che è riuscito a Padova e che mi auguro possa riuscire anche a Verona nel turno di ballottaggio. Ecco, Padova ovviamente è un successo personale del sindaco Giordani, è arrivato al 60%, il sindaco uscente in genere è favorito, ma evidentemente i padovani hanno confermato un primo cittadino che ritengono abbia lavorato bene. Questo in genere è il risultato delle elezioni con i sindaci. Se un sindaco ha lavorato male in genere viene bocciato. Quello che è successo a Verona in effetti, dove io vedo anche nel giudizio che hanno dato gli elettori sul sindaco uscente Sborina un giudizio sul suo operato, mentre su Padova penso che si possa dire che Sergio Giordani
è riuscito a interpretare al meglio l'anima dei padovani, come penso che, come ho detto anche prima, e sia riuscito a chiedere un'ulteriore riconferma per concludere il lavoro che ha fatto. E io credo che se lo meriti, perché è stato sempre una persona seria, semplice, e però di grandissimo pragmatismo e anche con una visione politica importante. Quindi a lui vanno tutti i meriti, le mie congratulazioni, accanto al fatto che poi il PD risulta essere un partito perno di questa coalizione, molto votato a Padova, e che quindi può essere, diciamo, il soggetto federatore, è il soggetto federatore di questo ampio schieramento. A Verona è successo a sorpresa di Damiano Tommasi. Fratelli d'Italia ha fatto sapere qui durante il nostro speciale per bocca del segretario, del coordinatore regionale De Luca, che non intende chiedere apparentamenti contosi. La Lega, al contrario, che sostiene con Fratelli d'Italia Sborina, ha detto no, noi andremo da Tosi in pellegrinaggio. E le chiedo, è possibile che il centro-sinistra cerchi di sfruttare a sua volta l'ago della bilancia? Perché la politica è l'arte del possibile, no? E dell'impossibile, direi. Innanzitutto vorrei dire che è vero che è stata un'affermazione sorprendente questa di Damiano Tommasi, però diciamo che ha fatto un lavoro davvero importante nel corso di questi mesi di ascolto, di serietà, ispirando fiducia, mettendo la sua personalità a disposizione della città, e quindi è riuscito a indurre una certa voglia di cambiamento in una città come Verona. Ora io non do per scontato nulla, sono abbastanza esperto, la cautela è fondamentale in questi casi, e penso che bisognerà presentarsi al secondo turno, poi deciderà Damiano Tommasi come, rivolgendosi ai veronesi, a coloro che non sono andati a votare magari al primo turno, e che possono però in questo momento decidere qual è il sindaco che è più vicino a loro, agli elettori che si esprimeranno, perché il secondo turno è anche un confronto fra personalità. Come ha detto giustamente Tommasi, guardiamo al futuro e non al passato, e quindi ci rivolgiamo direttamente alle cittadine e cittadini di Verona. Ecco, onorevole Martella, ovviamente il Veneto è sempre stato un caposaldo della Lega, insomma del centrodestra, è sempre stato egemone. Il risultato di questo voto secondo lei apre una breccia, cioè vi consentirà insomma di iniziare un percorso di crescita in vista anche delle politiche del 23. Veneto, dove ricordiamo insomma il fattore Zaia rimane sempre molto forte, con un governatore che insomma finora ha sempre tenuto molto alta la bandiera del centrodestra. Sì, quello che io dico è che non so se si è invertita la rotta, sinceramente penso che sia un po' presto per dirlo. Dico che anche il Partito Democratico può essere un interlocutore della società veneta e può avere una proposta credibile di governo, e in questo senso mi permetto di dire, con il dovuto rispetto verso tutti, che a me pare che la Lega abbia un po' il fiato corto e che anche la stessa alleanza di centrodestra oggi faccia più fatica. E quindi, se il Partito Democratico, mettendo in piedi quell'alleanza a cui prima facevo riferimento, di forze anche moderate che in questi anni si sono rivolte a Zaia e che invece possono rivolgersi anche a noi, che magari non pensano di rivolgersi ad altre forze politiche del centrodestra, se questo saremo in grado di farlo lo vedremo. Una cosa è certa, lei l'ha capito benissimo, bisogna discutere dei temi concreti, avanzare proposte, stare sul pezzo ogni giorno. Oggi pensavo che dopo questo momento elettorale che ha riguardato le città, dovremmo pensare a tutti quei territori di periferia, di campagna, più difficili, dove mancano i servizi sanitari, educativi, di trasporto, e anche lì riuscire a calare
una nostra proposta. Politica si fa così e devo dire che oltre a questo risultato di Padova e di Verona sono incoraggiato perché vinciamo a Mira, vinciamo a Mirano, vinciamo ad Abano, non vinciamo per un soffio di voti, per una manciata di voti a Thiene, e andiamo al ballottaggio a Feltre e mi dispiace che per una manciata di voti non andiamo al ballottaggio a Belluno. Adesso so che stanno ancora contando, e quindi che lezione ne traggo? Che il nostro compito è quello di puntare ad una coalizione unita e ad una base programmatica forte. Ecco, infatti, come dimostra il caso Belluno, vale per il centro-sinistra quello che si dice sempre del centrodestra: il centrodestra unito vince. Insomma, in genere l'unione fa la forza, no? Se ci si divide poi alla fine ci si indebolisce. Sì, se l'unità non è trasformismo ma è comune base programmatica, certo ha ragione lei, si va verso una maggiore condivisione della propria proposta anche con gli elettori, quindi tendenzialmente si può vincere. Segretario, la ringrazio molto, grazie per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie direttore e un saluto anche a tutti i suoi ospiti, a presto. Grazie molte, grazie. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, vero Fabrizio? E torniamo tra pochissimi istanti, state con noi. Di nuovo in diretta, ultimissima parte della nostra lunga maratona elettorale iniziata alle 14 sulle amministrative, ovviamente anche sui 5 referendum. La destra trionfa a Palermo, Genova e L'Aquila, questo è il Fatto Quotidiano. Il PD tiene Padova e Taranto e conquista Lodi, ballottaggio a Catanzaro e a Parma. E poi una notizia che riguarda, vediamo se riusciamo comunque a vederla, comunali, l'ex qua del centro a guida Azione e più Europa, sopra il 10% nelle grandi città senza i renziani. Calenda è nato un terzo polo. Annalisa Nalin, insomma, è un risultato che immagino guardiate con ottimismo rispetto ad altri, ad altri momenti in cui le percentuali erano più basse, no? Sì, allora diciamo che nelle grandi città dove prevale anche un voto, dove c'è il voto d'opinione, noi con il progetto centrista Assieme ad Azione stiamo ottenendo dei buoni risultati. Su Palermo lei pensi, direttore, che siamo attualmente più Europa il terzo partito di Palermo. Il nostro candidato Fabrizio Perandelli era tra il 14 e il 18%, credo che abbia chiuso intorno al 16-17%, e quindi diciamo un'alternativa, rappresentiamo un'alternativa. Nel Veneto qualcuno ci ha preso un po' in giro e abbiamo partecipato ai progetti che abbiamo identificato che potevano essere di interesse per il nostro sviluppo futuro. È chiaro che noi non siamo un partito territorialmente rappresentato, abbiamo appunto ancora tanta strada da fare, ma siamo anche un partito relativamente giovane, abbiamo appena compiuto 4 anni, non abbiamo più di 20 come ce l'hanno ad esempio, ce l'ha la Lega o potrebbe avercelo il Movimento 5 Stelle. Quindi abbiamo identificato dei sindaci che secondo noi potevano essere in linea con le nostre aspettative, abbiamo puntato sui progetti. Infatti non so se qualcuno vede, qui ho una spilla, è Rete, il progetto di Damiano Tommasi per Verona. Si chiama Rete perché un po' tutte le forze che hanno partecipato a questo progetto hanno un po' rinunciato alle loro individualità per andare a potenziare il progetto del candidato sindaco, un'alternativa per Verona. Mancano 2 settimane. Vedremo se le cose andranno come dicono i componenti di destra, ci mettiamo d'accordo dopo che hanno litigato per mesi / anni e facciamo finta di niente, vogliamoci tutti bene, vinciamo di nuovo per la città, oppure se magari invece la città nel frattempo ha sviluppato un'altra coscienza, un'altra volontà. Bene, grazie molto Annalisa Nalin. Allora chiudiamo con Vivian Moro, Veneto per le autonomie. Si dice sempre le amministrative non c'entrano molto con le politiche, però questo è stato un confronto con delle novità che potrebbero avere dei riflessi sul quadro della politica nazionale, in vista ovviamente più avanti delle politiche del 2023. Pensa di sì, Vivian, cioè sono
sono elezioni che in qualche modo possono condizionare scelte future che cambiano, possono cambiare anche il quadro nazionale, insomma vedremo come andranno le cose anche a Verona, ma il risultato di Giordani a Padova insomma è rilevante, come tanti altri risultati qui in Veneto. Beh, allora, sicuramente a livello locale, soprattutto nei comuni, magari non nelle grandi città, ci sono delle dinamiche che poi difficilmente si riesce a replicare su scala nazionale, perché le variabili sono molteplici. Basti guardare anche le diverse liste civiche che hanno avuto nei nostri comuni degli appoggi più disparati. Ci sono anche apparentamenti, prima si ricordava di Lega con Più Europa, ma anche apparentamenti di PD con Lega all'interno della stessa lista civica con un appoggio pronunciato. Questo ovviamente è difficile da replicare a livello nazionale, però sicuramente il dato certo è che il prossimo anno, o comunque sia alla fine di quest'anno, l'unico partito che ovviamente può solo porsi in una condizione tra virgolette di attacco è Fratelli d'Italia, ma proprio in virtù del fatto che ha le mani libere, perché in qualche modo io ho ascoltato anche l'intervista di Giorgia Meloni ed è anche l'unica che in questa fase spinge molto, anche addirittura su delle elezioni anticipate secondo lei, dicendo che il Movimento 5 Stelle per esempio prima ha forza in Parlamento, però in realtà non è rappresentativo nei territori. Di sicuro sarà da fare una riflessione, anche se molto complicata, con questa legge elettorale, che è quella che anche riportava prima l'avvocato Crea, cioè relativamente al fatto che comunque sia si spinga verso un ritorno al bipolarismo in una forma, diciamo, anche se non proprio definita, ed è oggettivamente anche una forma che non si evidenzia solo qui. In Francia le recenti presidenziali lo hanno dimostrato, lì hanno un meccanismo però diverso, con un doppio turno tanto alle presidenziali quanto alle legislative, e quindi in qualche modo hanno sbarramento fra i due poli di estrema destra e di estrema sinistra, e quindi ricompattano verso le due forze che in qualche modo riportano ad un centrodestra e un centrosinistra. Sarà curioso da vedere, perché comunque anche la Francia ha per certi aspetti insomma delle somiglianze rispetto ai nostri territori, soprattutto anche nei comuni più piccoli. Devo dire che potrebbe anche essere un buon punto a cui guardare. Bene, sperando che la disaffezione verso il voto non aumenti. Il 26 giugno ci saranno i ballottaggi e chiudiamo qui la maratona elettorale di Antenna 3 Nord-Est, iniziata alle 14 con Nicola Zanetti. Ringrazio veramente tutti i nostri colleghi, specie i nostri inviati a Verona, Padova e a Belluno, Tiziana Bolognani, Federico Fusetti, Cristian Arboi, ma tutti i nostri colleghi, tutti i tecnici, tutti coloro che veramente hanno consentito di realizzare questa lunga carrellata sulle elezioni amministrative del 2022. Grazie a tutti, buonanotte, ci rivediamo ovviamente domani sera. Arrivederci.